partiamo in allegria questa mattina, è venerdì, il solito chi ride di venerdì piange domenica, speriamo di no. Speriamo che tutto vada bene perché abbiamo due sindaci in presenza, sapete quanto la Mirella ha piacere di avere queste figure perché sono le uniche nel territorio dove ci si può confrontare, si può bussare, una porta almeno si apre. C'è anche l'ascolto da parte di molti di loro, anche loro con le forze che hanno cercano veramente di mettere in piedi un qualcosa per rendere un po' più, meno diciamo anche triste la quotidianità che tutti noi purtroppo, quasi tutti noi, qualcuno che si fa, ma insomma anche per lui arriveranno i problemi. E allora andiamo a sentire cosa ne dice veramente, e lo ringrazio Diego Zanchetta, sindaco di Gaiarine. Grazie sindaco di essere qui, buongiorno. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori. E saluto anche Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe. Buongiorno sindaco, giovane sindaco rampante in carriera, vedremo cosa succederà. Allora, intanto vediamo la locandina. Buongiorno al collega, buongiorno a tutti da casa. Buongiorno caro sindaco. Allora partiamo proprio con Gaiarine, ecco qui vede sicuri insieme perché la sicurezza ormai regna sovrana sulla quotidianità che viviamo tutti i giorni, non si sa più se si è più sicuri in casa o fuori, bisognerebbe capire anche questo e soprattutto sindaco cos'è la cosa che la preoccupa di più? La chiedo sempre questa domanda perché poi alla fine siete voi che avete la patata bollente, siete voi i responsabili della salute dei cittadini. Allora questa locandina cosa vuol dire sicuri insieme? Questa locandina vuol dire che domenica mattina Gaiarine sarà invasa veramente da tutte le forze che sono deputate poi a essere da spalla all'amministrazione ma soprattutto essere a fianco dei cittadini ai quali va veramente giorno dopo giorno il nostro pensiero, perché se amministri lo fai esclusivamente pensando ai tuoi cittadini. E quindi siamo riusciti grazie ai Vigili del Fuoco, e qua veramente devo un grazie a Francesco Cicirello, che è una persona deliziosa del comando provinciale di Treviso, che dico mi ha dato una mano, in realtà ha fatto molto di più che una mano, riuscendo appunto a portare in piazza Gaiarine la polizia stradale, ci sarà l'esercito, ci sono la Croce Rossa, ovviamente i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la nostra polizia locale, spero di non aver dimenticato nessuno. Tutte queste figure, tutti questi enti spiegheranno cosa fanno ai cittadini per essere al loro fianco nelle tantissime emergenze che quotidianamente ormai viviamo. Molto chiaro, ecco, quello che io vi dico, partecipate a queste manifestazioni, sono importanti perché vi fanno capire ecco, cos'è la sicurezza, cosa fanno i vostri sindaci, sono quelli che poi siete voi che eleggete, se seminano bene li riconfermate, perché io dico sempre, sindaco Zanchetta, che la popolazione è molto più attenta di quello che si pensa, tanto è vero che se siete bravi, seminate bene, vi rieleggono, se no vi manda anche a casa. Brava, ecco, questo è una cosa che dobbiamo dire, certo. Ecco, fin là arriviamo, dopo non arriviamo più da nessuna parte, perché anche in regione listini bloccati, cioè inutile che ce la dicono votate, sì, ma ecco. Mentre nel comune funziona così. Sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco di Cadoneghe. Sindaco, lei cosa dice? Schiesaro. Mi complimento con il collega perché queste sono iniziative molto belle che ovviamente non posso che esserne felice. Per quanto riguarda il nostro territorio, lo ha raccontato anche la vostra emittente nei giorni scorsi, avete visto che siamo stati colpiti da queste bande che girano di persone più o meno organizzate con questi furti o tentativi di furto nelle abitazioni che sono veramente insopportabili. Questa mattina peraltro un cittadino mi ha proprio scritto, perché è normale, i sindaci sono un po' il primo, come si può dire, il primo livello ecco, di vicinanza con i cittadini, quindi prima magari di chiamare le forze dell'ordine eccetera dicono aspetta che sento il sindaco. Stamattina un cittadino mi fa davanti a casa mia ho visto questo segno, cosa può essere sindaco? Non è che, ecco, io ho detto ovviamente chiamate le nostre forze dell'ordine perché questi simboli
sono anche da attenzionare. Può voler tutto, può voler dire tutto, può voler dire niente, ma purtroppo in questi giorni tra Cadone, Vigo d'Arzere, Vigonza, Padova, Campo d'Arsego c'è questa banda o queste persone più o meno organizzate che vanno a rubare. Allora la sicurezza si fa con gli incontri, sensibilizzando naturalmente la cittadinanza, creando dei tavoli permanenti come facciamo noi qui a Cadone, che con i carabinieri, la polizia, la questura nelle settimane e giorni scorsi abbiamo espulso delle persone grazie alla collaborazione con la questura, delle persone che anche minacciavano me perché dicevano il sindaco è brutto, il sindaco sgombera, il sindaco va a controllare le anagrafiche per vedere chi risiede sul proprio territorio. Poi magari si scopre che il delinquente è proprio quello che fa casino e non vuole essere controllato. Ecco, quindi la sicurezza si fa con le forze dell'ordine, con le attività e i momenti come organizza il collega a Gaiarine, si fa con il controllo del vicinato, si fa con un cittadino consapevole di tutto quello che accade attorno a sé, vigile, attento, che cerca di interpretare anche i movimenti, e naturalmente deve esserci la figura del sindaco e delle istituzioni ben radicate sul territorio. Molto chiaro, grazie. Saluto anche il professor Marco Baratto, studioso, dialogo interreligioso. Buongiorno professor Baratto, grazie di essere qui. Cosa sta succedendo? Lei dal suo osservatorio così importante cosa sta vedendo? Ecco, queste guerre che alla fine sono le persone veramente che non c'entrano niente, i civili che muoiono, e soprattutto questi diritti internazionali, il diritto internazionale completamente calpestato, questo scambio interreligioso che soprattutto io dico Papa Francesco e Papa Paolo XIV sono gli unici che parlano veramente seriamente, usano la parola pace, addirittura hanno aperto il Vaticano ai grandi della terra per far capire l'importanza degli incontri, del dialogo. Cosa ci dice Baratto? Buongiorno a tutti innanzitutto, grazie di essere nuovamente ospite da voi. A me piace ricordare ovviamente Papa Francesco, ma anche Leone XIV ha detto fin dal suo primo messaggio la pace è disarmata e disarmante, ed è un grande pensiero. Lo stesso Sant'Agostino diceva di amare la pace, quindi questo Papa agostiniano sicuramente ci porterà la pace. Il problema è che si vive sempre, io mi scuso, sono entrato più tardi, ho sentito prima anche il sindaco del comune che parlava di sicurezza e quant'altro, tutte cose bellissime per carità, però si vive sempre nell'ottica, mi si passi il termine, securitaria, mai del dialogo. Cioè è giusto fare i tavoli ad esempio con le forze dell'ordine, ma perché non fare i tavoli ad esempio con le comunità religiose che sono presenti sul territorio? Invece si demonizza, si crea sempre il nemico verso chi professa una fede diversa da quella cristiana. Lo si legge, lo si nota in un modo che poi in realtà le stesse persone che parlano di immigrazione in senso negativo o di islamofobia, praticamente del resto lo fanno in realtà solo per ragioni elettorali, non certo per ragioni in cui credono. Per cui in realtà il diritto, se non costruiamo la pace a partire dai nostri comuni e a partire dai nostri politici che fanno del diverso il nemico, è ovvio che è difficile poi dopo pretendere che a livello più alto si parli di pace e di diritto internazionale. La pace la si costruisce a livello comunale praticamente. Guardi, il professor Baratto, lo sa che io lavorei tutti i giorni, io ho un banco solidale dal 2010 all'interno della provincia di Treviso, l'unico banco all'interno di un ente pubblico in Italia, e qui c'è il sindaco Zanchetta. Io ho tantissime persone che vengono da altri paesi, ho tantissimi bambini, ho anziani, e forse il sindaco lo può dire, io non ho mai disturbato nessuno, nemmeno le forze dell'ordine, non c'è mai stato confusione perché c'è sempre stato il dialogo. Io inorridivo quando vedevo nei telegiornali e nei giornali, professor Baratto, ecco, la storia del presepio, del crocifisso. Io dal 2010 ogni anno faccio un presepio enorme
all'esterno del banco proprio prima di entrare. Ho un crocifisso che mi ha regalato un frate enorme all'entrata proprio del banco alimentare. Anzi, professor Barato, e lo dico anche ai sindaci, ecco, le persone veramente i musulmani, gli ortodossi, tutte le persone, perché io ne ho tantissime di tutti i paesi, i banchi solidali non guardano il colore della pelle o la provenienza, guardano la persona e come si comporta. Anzi, meravigliati, mi aiutano a fare il presepio, i bambini mi chiedono cos'è questo. Ecco, quello che io cerco anche con questa trasmissione, e posso assicurarle che io riesco sempre con questa a mettere d'accordo la Lega col PD, cioè vanno sempre d'accordo, perché i temi sono quelli, si dialoga e il dialogo è fondamentale. Sindaco Zanchetta, cosa dice dopo quello che ha sentito anche dal professor Barato? Ma nel concetto concordo anch'io con quanto ha detto il professor Barato. Certo che dall'altra parte dico anche che noi nelle comunità, o comunque parlo per il mio paese, per Gaiarine, occasioni di integrazione ne creiamo, ne vengono create tante. Devo dire, non sempre la risposta è in funzione di quello dell'impegno che fai, però insomma dico sempre che anche se integri una persona è già un buon risultato, perché domani una è già integrata e puoi lavorare per integrarne una seconda. Il tema è, non lo vedo personalmente preoccupante, piuttosto, ecco, sto vedendo negli ultimi, io sono un sindaco da 6 anni, se faccio un pensiero a 6 anni fa, rimanevano dentro in casa, no? Chi non era cittadino. Oggi si iniziano a vedere in piazza, a gruppi, e se li avvicini con loro anche dialoghi. Tant'è che penso che questo sia anche un po' un risultato, mi prendo un po' il merito di aver voluto ancora 4 anni fa di mettere in piedi un corso di italiano strutturato, quindi ogni anno lo facciamo. All'inizio durettina, adesso ho visto anche l'ultimo, abbiamo dovuto lasciare fuori delle persone, lo fanno sicuramente in primis, mi dicono, per poter avere rapporti nel mondo del lavoro, perché chiaramente se lavori e non ti capisci è un po' più difficile. E questo poi ha portato anche qualcuno di loro a venire fuori in piazza, quando ti incontrano ti salutano, dai vieni al bar, cioè inizia un po' l'integrazione. Vediamo anche le mamme con i bambini nei giardini, sì, che passeggiano. Alle feste bellissimo asili, questa bello. Cosa, vede che ha ragione Barato, un po' alla volta se tutti quanti cerchiamo di capire l'importanza del dialogo ce la faremo, perché io sono convinta che il buono e il cattivo esiste dappertutto. Assolutamente. Il sporco e il pulito lo stesso, sì. È solo da capire, e capire, come dice Barato, cercare di dialogare con quelli che si comportano male. Sì. Ad esempio io dopo un sistema molto semplice. Dico, guarda, queste sono le regole. La prima volta ti richiamo, la seconda volta non esiste. Non è che ti do la seconda, te ne do una possibilità. Queste sono le regole. Prima volta può succedere, non c'è la seconda volta. Sappi che la seconda volta viene ritirato il cartellino e non entri più qua dentro. Vai dove vuoi, però qui non entri più. Non so perché, ma funziona alla grande. Sarà perché hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di vestiti, hanno bisogno di tutto. Sanno che non devono assolutamente sporcare, non devono buttare le corde. Io penso che anche lei non veda mai quando viene in provincia, anche durante il banco alimentare, urli, persone che arrivano in ordine ordinate. Ecco l'importanza del dialogo. Sindaco, cosa dice? Ma io vi sto ascoltando, ma mi sia permesso di sentire su quanto ha detto il professor Barato, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che la sua uscita probabilmente non mi conosce. È stata fatta una domanda sulla sicurezza, io ho risposto sulla sicurezza, ma se mi fa una domanda sull'integrazione io rispondo sull'integrazione, nella misura in cui ritiene che le logiche securitarie siano vecchie, eccetera, eccetera. Allora, forse è partito prevenuto nei miei confronti, perché magari sa che sono della Lega, allora siamo tutti brutti e cattivi. Ma non credo, perché non l'abbiamo neanche detto. No, ho ascoltato bene quello che ha detto il professore. Allora, il diverso non è nemico, non l'ho mai detto, non ho mai detto che
ciò lo sia, non ho neanche mai parlato sulla logica della sicurezza di stranieri o di diversi. La sicurezza è trasversale, bianchi, rossi, gialli, alti, bassi, la sicurezza è di tutti e per tutti e devono concorrervi tutti, cattolici, ortodossi, cristiani in genere, quindi musulmani, induisti, tutti. E questo è il primo punto. E non si deve partire da una logica di differenza religiosa, di colore, eccetera. Secondo, io sono al secondo mandato e sono stato eletto al primo turno a Cadoneghe, dove il centro-sinistra vinceva con più del 70% dal dopoguerra, e la mia amministrazione è stata la prima a far eleggere delle comunità straniere in consiglio comunale con la mia maggioranza e anche di fede diversa. Quindi magari prima di fare degli appunti sul il diverso, il nemico, imputandomi magari a me questa logica, io la disconosco perché io incontro sempre le comunità straniere in questo ufficio dove sto facendo la diretta, le comunità per esempio del Bangladesh con Shabuz Bangla, una comunità, un'associazione che raccoglie la comunità anglofona e del Bangladesh, cingalesi, le comunità cinesi, le comunità ortodosse moldave o romene, quindi o le comunità anche musulmane in genere. Ripeto, questa è la prima amministrazione che ha fatto eleggere delle comunità straniere nella maggioranza, non creando dei consigli degli stranieri, ma gli stranieri che hanno possibilità di farsi eleggere si fanno eleggere insieme ai candidati sindaci ed entrano nei consigli comunali e portano anche loro delle ricchezze diverse. Professor Baratto, a lei il corsi di commento. italiano, corsi di cucito. Sì, abbiamo capito, sindaco, che fa di tutto e di più e complimenti. Diverso. Sentiamo come commenta. Delle politiche di inclusione. Sindaco, abbiamo capito, mi sente? Ecco. Prego, professor Baratto. Ma io devo dire che non era ovviamente rivolto al sindaco, ci mancherebbe altro. Io, ad esempio, dico la verità, io sono tra i maggiori osteggiatori, e ripeto, osteggiatori dei cosiddetti consigli per gli stranieri, cioè Anch'io. perché è una forma di ghettizzazione, cioè fare dei consigli separati rispetto a consigli degli stranieri separati rispetto ai consigli Sono d'accordo. Prego, Baratto. a essere eletti nei consigli comunali e quant'altro. Quindi le amministrazioni che creano consigli degli stranieri secondo me non praticano la vera integrazione. Termine bruttissimo, perché io sono con il termine integrazione è sbagliato dal mio punto di vista. Comunque sono contrario a tutte forme di ghettizzazione. Certo è che comunque purtroppo, io dico purtroppo, ma non è per ragioni di idee, è per ragioni solamente, parliamoci chiaro, politiche, che si specula sull'immigrazione, ma questo lo fanno a destra come lo fanno a sinistra, non è una questione di partiti, cioè nessuno ha la verginità per poter dire qualcosa. Vorrei solo ricordare come nel 2007 la comunità romena venne massacrata anche dal centrosinistra dal punto di vista mediatico. Oggi sono di turno i musulmani, ma purtroppo è la politica nazionale che usa la paura per raccattare voti, tra cui ci sono esponenti di destra come esponenti di sinistra. Quindi è questa la cosa più bieca che possiamo chiedere, cioè usare la paura per raccattare voti. E tanto di cappello a quei sindaci. Generalmente, posso anche dire di più, generalmente sono le amministrazioni di centrodestra che fanno più integrazione rispetto alla centrosinistra. Questo è un dato di fatto. Detto questo, il problema vero è che si specula sullo straniero, si specula sulle paura, cioè basti guardare qualsiasi trasmissione a livello nazionale su reti nazionali dove si crea della paura. Ad esempio, uno dei punti fondamentali è, ad esempio, riconoscere la libertà e la possibilità di costruire luoghi di culto. I luoghi di culto sono centri non solo per di sicurezza, doppiamente sicurezza per chi li frequenta, ma sicurezza anche per le persone che vivono in quella comunità, perché hanno un posto fisso. Terzo punto, e chiudo, generalmente chi frequenta
chiamiamolo un luogo di culto, tende meno a delinquere. Lo vediamo anche tra i cosiddetti cattolici che non vanno più a messa o agli oratori, dove appunto la mancanza di fede, la mancanza della fede e della pratica religiosa porta con sé ovviamente anche problemi di ordine pubblico. Sindaco Zanchetta, come commenta le parole di Baratto e anche di Schiavaro? Prego. No, mi ha fatto pensare proprio a ieri sera che abbiamo, la Chiesa ha celebrato il Corpus Domini con tra l'altro un gran bel evento nella piazza principale all'aperto, e vedevo delle persone straniere, nel senso non italiane, che giravano attorno. Non so, così forse sarà stata l'atmosfera, sarà stato la curiosità. Vedo che un po' alla volta, una volta sicuramente, parlo anni fa, sicuramente non uscivano. E oggi vederli là attorno alla piazza, insomma, è un bel segnale, secondo me. È un bel segnale, anche perché condivido quello che ha detto il professor Baratto, perché vede Schiavaro, io con questa trasmissione sento il mondo, nel senso che mi collego con tutto e dappertutto, e le posso assicurare che quasi tutte le mattine dico che sono molto perplessa dalle telefonate che ricevo dai diversamente giovani, specialmente, non tutti ma in particolare, che ce l'hanno con il diverso. Allora, l'accoglienza che c'era una volta, specialmente da parte di queste figure, era diversa, e questo è dovuto alla paura che è stata trasmessa con i messaggi che arrivano tutti i giorni. Questa è la verità, non erano così, anzi erano loro che hanno provato cosa vuol dire emigrare, loro che hanno provato la povertà. Sono quelli che mi ritrovo essere più ostili verso cercare di dialogare e di non aver paura del diverso. Certo che dobbiamo avere le antenne alte sempre quando usciamo di casa, ma non è che siamo così sicuri anche nelle case, e non mi sembra che siano sempre i diversi che entrano nelle case. Sono anche basta vedere anche i femminicidi, basta vedere tante cose. Quello che mi preoccupa è che c'è anche il razzismo, ma lo dicono gli studenti che io ho avuto ospiti, il sindaco qui da me, dove dicono: è vero Mirella che c'è, lo vediamo, lo sentiamo noi, perché loro hanno il coraggio di dire la verità, quello che qualcuno di noi non ha il coraggio. È vero che è così, siamo profondo nord, sindaco, ancora, inutile che lei dica io mi comporto bene, faccio di tutto, lo sappiamo, ma non sono tutti come voi. Non sono tutti come voi. Questi ragazzi che vivono in certi paesi queste situazioni lo dicono apertamente, sono ragazzi nostri che studiano, che io invito a parlare qui davanti alle telecamere, e dicono: sì Mirella, è così, lo viviamo. E forse, sa cosa dicono anche il sindaco? È forse questo isolamento che subiscono questi ragazzi, perché si sentono diversi, li facciamo sentire diversi anche noi, che poi subentra la rabbia. La rabbia perché non si sentono accolti molti. Non è facile, perché capisce sindaco, non ci sono più oratori, non c'è più l'ascolto, tutto a pagamento, compresi i centri estivi, a parte qualche sindaco che si dà da fare, ma io ho le famiglie che me lo dicono, anche noi paghiamo i centri estivi perché molte non riescono a pagarlo. Cioè, come diceva Baratto, noi dobbiamo parlare in generale la situazione. So anch'io che lei fa il suo dovere, Zanchetta fa il suo dovere, quasi tutti i sindaci che ospito, ma ce ne sono altri che non lo fanno, o che cercano, come dire, il voto, la poltrona in cambio di quello che ti do. Perché siamo così divisi, sindaco? Ma le sembra che le associazioni di volontariato siano unite? Ma le sembra che sia corretto che noi giriamo col commercialista e dobbiamo pagare per fare i volontari? Dopo che abbiamo salvato tutti con la pandemia, perché eravamo noi, non voi, noi che andavamo nelle case a portare la borsa, a rischiare la nostra pelle, a portare le medicine, ad accompagnare i diversamente giovani a fare le cure, noi sindaco, senza una lira. La mia associazione è stata premiata dalla Croce Rossa qui in diretta proprio per l'aiuto che abbiamo cercato di dare. Eppure lo sa Zanchetta, io sto passando le pene dell'inferno proprio
con il vostro partito per cercare di avere rispetto. Capisce che se vogliamo parlarne, come ha detto lei, io, anch'io posso dire io. Capisce, sindaco, che hanno fatto un caglierone, dentro ci siamo tutti e la gente che ci ascolta non sa più come, a chi credere e cosa credere, perché il volontariato, no, calma, c'è anche un volontariato che è pagato, che si fa chiamare volontariato, e c'è un volontariato puro che sta cercando di resistere e non ce la fa per i problemi che hanno messo il governo. Ma le sembra corretto che dobbiamo pagare per fare i volontari? Il 5 per 1000 che ci arriva dopo 2 anni è dimezzato nonostante le donazioni siano aumentate? Siamo tutti diminuiti? Capisce che noi dobbiamo parlare in generale, perché noi, anche lei, non ha solo quelli di Cadone, ha famiglie che hanno bisogno di aiuto, perché i banchi alimentari non arrivano i barboni, arrivano famiglie, sindaco, famiglie per bene che hanno perso il lavoro, stanno perdendo la casa. Chi è che li aiuta, sindaco? Chi è che sborsa cash subito? Chi? Lei cerca di fare quello che può e dopo dove vanno? Baratto. Io dico che in realtà, cioè, come ho detto, non è una questione di partiti, perché i partiti non c'entrano niente, cioè c'entrano fino a un certo punto. È che destra come la sinistra, in tema di immigrazione, in realtà fanno la stessa politica, cioè da un lato, e ripeto, parlo in termini generali, da un lato si specula sulla paura, perché basta vedere qualsiasi trasmissione televisiva nazionale dove è sempre fatto vedere il lato negativo. Io ripeto, vorrei che qualcuno riguardasse i titoli dei giornali o televisivi del 2007 contro la comunità romena. Adesso tutti abbiamo la Chiesa romena, gli ortodossi romeni, magari li candidiamo, ma nel 2007 dove eravate quando c'è stata la romenofobia, dove c'era la caccia al romeno? E questo vale per la destra come vale per la sinistra. A sinistra c'è la paura, ad esempio, di portare avanti battaglie reali, perché è inutile dire, anche lo ius soli è un diritto che va riconosciuto. La sinistra non ha neanche la sinistra ha il coraggio di portarlo avanti. Non ne faccio una questione, non parlo per la destra, faccio un discorso alla sinistra. Non ha il coraggio di portarlo avanti perché sa benissimo che se approvasse o tentasse di approvare lo ius soli, ad esempio, perderebbe un sacco di voti ed è ancora più grave. Quindi in realtà si specula politicamente sulla pelle di persone. Si specula politicamente sulla pelle. Poi è inutile che diciamo la pace, quando la pace non la facciamo, quando la pace e il dialogo non lo facciamo nelle nostre comunità. Poi dopo facciamo le dichiarazioni, dobbiamo cercare il diritto internazionale e quant'altro, ma la pace va costruita, lo ha detto proprio qualche giorno fa Papa Leone, va costruita nelle parrocchie, parrocchia per parrocchia, e se non ci fossero le parrocchie cattoliche che fanno dialogo vero, e poi dopo magari vengono attaccati perché filo immigrati o quant'altro, eccetera, eccetera, oppure si fa una scenata perché un giardino vicino alla chiesa è stato dato per fare la preghiera del sacrificio alla comunità musulmana, allora diventa caso mediatico e quant'altro. Ripeto, uno spazio verde, non una chiesa. Questo non è politica, questa è speculazione sulla pelle delle persone. Poi dopo ci vanno di mezzo soprattutto, ovviamente, le persone per bene, non certo i clandestini o quant'altro. Quindi quando sento che qualcuno si lamenta perché la parrocchia ha dato un pezzo di giardino alla comunità musulmana per pregare, quindi ripeto, per esercitare il diritto costituzionale alla propria fede, salta fuori il deputato, la deputata di turno che ne fa un post, un quant'altro, ma io non credo che si faccia così, non si crea in questo modo dialogo, si crea una frattura, una paura, ed è questo il problema. Noi stiamo creando una società creata sulla paura. Sono d'accordo. Allora Rinaldo, scusa Rinaldo se ti ho fatto aspettare, ma hai capito l'importanza che abbiamo sentito dalle parole dei nostri ospiti questa mattina. Vai Rinaldo.
Pronto? Pronto? Vabbè, allora sindaco di Cadoneghe, prego sindaco. Allora, concordo con quanto ha detto il professor Barato poc'anzi. Mi permetto però di dire che se oggi nelle comunità locali, perché di questo stiamo parlando, non è che esiste la paura del diverso, ma c'è molta conflittualità, questa deriva. Allora, se io prendo il telecomando e vado dalla Rai 1 all'infinito numero della televisione italiana, le notizie sono bombardamenti, missili, la donna uccisa, il bambino violentato, la rapina, il rom, o lo zingaro che viene detto, il suicidio, l'omicidio, il caso mediatico dietro un omicidio, il caso mediatico dietro un suicidio. Purtroppo una grande responsabilità, e mi dispiace dirlo, ma ce l'hanno i mass media, ce l'hanno sia i mass media che la carta stampata che mi arriva ogni giorno in comune a Cadoneghe, perché se le persone accendono la televisione o aprono il giornale al bar e le prime 20 notizie sono tutte negative, cosa volete che tipo di società volete che nasca? Una società felice e contenta? Forse se stava meglio quando eravamo tutti ignoranti, nessuno sapeva niente e vivevamo felici e contenti, forse era meglio così, però non si può imputare al cittadino, alla comunità locale, siete tutti cattivi, siete tutti incassai, ma sono cattivi e arrabbiati se ogni e guardate che la responsabilità è molto italiana, è molto locale ed è molto dei mass media, perché all'estero non è così. Quando si torna in Italia dopo un periodo di lavoro, magari all'estero, qui ci si sente oppressi da un certo tipo di informazione monotematica, orientata, e lo si percepisce ma veramente in maniera pesante. E questa è una responsabilità, non ce la può avere né il sindaco né l'associazione né Pinco Pallino che va a bere il caffè al bar. Quindi i sindaci eccetera possono creare momenti di incontro, non è neanche il problema del RUNS per le associazioni, tutte queste cose qua, ma noi non dobbiamo più correre, dico noi plurale maiestatis, ma ovviamente c'è chi è responsabile, e anche quando dico in mass media non lo dico in generale, ovviamente non mi riferisco alla cara signora che presenta, neanche all'emittente che presenta questa interessantissima trasmissione, ma voglio dire, se noi continuiamo a propinare messaggi negativi e la gente viene bombardata da messaggi negativi, da messaggi di violenza, se ne fanno interi cicli di trasmissione e si cerca sempre la cosa che crea scandalo, che magari è una cavolata colossale. Sindaco, lo interrompo perché sennò mi cade la linea un'altra volta. Che la gente ormai viene abituata, come nel consumismo, Andrea, guarda che non mi sente, mangiare sempre quella brioche, a mangiare sempre quella pasta. Quando gli cambi brioche, la cambi pasta, non la riconosce più. Sindaco, lo interrompo un secondo, sennò mi cade la linea. Sindaco, mi cade la linea. Sindaco, grazie. Vladimiro da Rovigo. Ciao Mirella, grazie intanto a tutti quanti, saluto. Una roba velocissima, cioè intanto è giusto dire che i problemi della delinquenza e quelli della cultura religiosa non c'entra nulla, non ha nessun legame, cioè è proprio assurdo dire che una persona in quanto di quella religione è un delinquente, è due cose da distinguere. Secondo, sì, quello che dice il tuo ospite di collegamento non è nulla da dire, però per essere onesti bisogna dire che è vero che qua in Italia, a parte i testimoni di Geova, quando che può creare problemi sulla trasfusione del sangue, che ogni tanto capita, sentono, l'unica religione che crea alcuni problemi, in particolare quando, come è capitato, questi giorni qua, un papà e una mamma che picchiava la figlia perché voleva vivere in maniera diversa dai loro insegnamenti e li va a uccidere una ragazza a Reggio Emilia, ecco, è la religione islamica, anzi neanche tutta, una componente numerica non piccola, perché ti inviti spesso nella tua trasmissione delle persone di Treviso
di nazionalità marocchina, ha gente emancipata, ultimamente una signora, cioè quelle persone lì non può creare e neanche avere nessun problema che deriva dalla loro cultura religiosa, perché loro inseriti accettano la convivenza con gli altri. Il problema lo crea quella componente numerica non piccola, che è quella che è intollerante, che vive una cultura religiosa in modo antico. Cioè, io non posso, è chiaro, è vero che certe persone politici possono strumentalizzare la faccenda, questo è sicuro, ma io come posso condannare una persona, un cittadino qualsiasi normale, che davanti a certi comportamenti, il papà o la mamma che picchia la figlia perché vuol vivere come gli altri ragazzi, come posso mi condannare qua se questa qua si fa un'idea cattiva di quelle persone? È loro che è intolleranti verso il diverso. Noi altri per loro siamo il diverso, non è il contrario. È giusto, non ho nessun problema se per la via religiosa si riesce a emancipare e, tra virgolette, modernizzare anche quella cultura religiosa. Magari, però una cosa giusta da dire, l'onere non deve essere nostro. Cioè, non mi va che qualcuno mi accusa di essere razzista o intollerante verso una persona di religione o cultura islamica, a prescindere. L'onere è suo di loro, come noi altri europei che abbiamo passato i secoli a emanciparsi e a essere tolleranti, ad accettare che altre persone vivano in maniera diversa da quella nostra. Anche loro devono imparare quella componente, non tutti, quella componente numerica grande deve imparare ad accettare come che vive gli altri qua a casa nostra, ma anche come a casa loro. Grazie, devo andare anche in pubblicità. Grazie Vladimiro, sei stato molto chiaro ed è quella che stanno cercando di fare il sindaco, mi sembra, il sindaco Zanchetta, che è quello che sta dicendo lei, un po' alla volta cerchiamo di integrare anche quelle persone che fino adesso magari hanno fatto fatica o non riuscivano a capire questa parola che Barato dice è una parola che però non andrebbe neanche usata. Prego. Vladimiro mi dà lo spunto per dire, dato non è un segreto, per dire cosa il sindaco, e credo che sia successo più di un'occasione anche al collega Schiesaro. Qualche sabato fa, 9:30 di sera, mi chiamano i carabinieri dicendomi: sindaco, ho una ragazzina qua, vieni a prendertela perché io non so cosa fare. Ma cosa ha fatto? È scappata di casa, minorenne, è scappata di casa per ribellarsi, era stanca, non accettava più che il papà e anche la mamma, poi ci ha raccontato, la obbligassero a tenere il velo. Lei voleva ribellarsi, è andata dai carabinieri. I carabinieri finiscono là il loro intervento e l'hanno fatto bene, assolutamente non posso dir nulla. Chiaro che poi te la rimettono nel territorio. Certo. E io ho detto a mia moglie: ascolta, se non trovo una comunità, ripeto, 9:30 di sabato, dorme a casa con noi, non la lascio andare. No, i carabinieri no, perché è sequestro di persona. Ho detto vabbè, è come riportarla nella gabbia del leone, no? Voglio dire, anzi peggio ancora, perché a casa poi si erano ovviamente arrabbiati. La stiamo pagando, è un costo per la comunità di Gaiarine. Ho trovato per fortuna, grazie a un'associazione, alle 11 di sera l'ho portata in comunità e là la sto pagando e la pago volentieri, però questi sono i temi che poi qualcuno ci deve dare una mano, perché io so non dico tanti, dovessi avere 3 casi così nel mio comune che li metto a fianco dei casi sociali, il comune metto fuori il cartello, torno subito, perché non ho più risorse. Economicamente. Non ce la fai. Barato, come commenta le parole che ha sentito? Prego. Sono atti che fanno merito all'amministrazione comunale. Detto questo, come sempre, purtroppo a pagarne le spese sono i sindaci sul territorio, perché poi dopo di tutto questo, giustamente il sindaco precedente ha detto certa informazione ha il suo peso, perché poi si crea l'effetto disgregante, non l'effetto aggregante, per cui 3/4 dei telegiornali sono dedicati a notizie di cronaca nera, usiamo questo termine, poi c'è anche l'ossessione verso la cronaca nera di molte trasmissioni.
Cioè, quindi poi dopo a pagarne le conseguenze sono i sindaci, che sono soprattutto perché poi siamo in una realtà nazionale di piccolissimi comuni, piccoli e medi comuni, dove purtroppo a risponderne è il sindaco con tutti i problemi. In effetti è quello che ho aperto questa mattina la trasmissione. Maurizio da Conserve, poi andiamo in pubblicità assolutamente. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno Ciao. ai tuoi ospiti. Allora io voglio aggiungere una cosa a rispetto dell'integrazione. Allora io ho sempre detto e continuo a ripetere che questa gente non si integrerà mai, se non che ci sono dei casi sporadici. Ma il problema non è che loro non vogliono integrarsi, è perché è la loro religione che gli impone questo, ok? Gli impone perché loro sono molto diversi da noi, hanno un altro tipo di cultura, hanno coso, e loro non si integreranno mai. Tanto è vero che adesso ho sentito che anche nelle scuole, spero che non sia vero, hanno imposto che i nostri studenti imparino la lingua araba. Ma vi sembra giusta sta roba qua? Io no, personalmente no, perché dovrebbero, se loro si integrano e pretendono la cittadinanza, loro devono integrarsi nel nostro paese, devono avere un lavoro, devono sapere la lingua innanzitutto, perché è una cosa importante, ecco. Mentre queste persone che non vogliono questo, per me sono persone che non si vogliono integrare e non si integreranno mai. Ecco, attendo un vostro commento. Buona Te lo giornata. daremo subito dopo la pubblicità. Allora sentiamo come risponde il sindaco Schiesaro alla telefonata che ha fatto il nostro Maurizio da Conselve, poi sentiamo anche gli altri ospiti. Prego, sindaco. C'è sicuramente una parte della nostra comunità che posso dire anche molto importante, che la pensa assolutamente come l'amico di Conselve, nel senso che viene visto, diciamo, queste continue, anche vi ricordate il caso di quella scuola che aveva portato i ragazzi a fare la preghiera, sono tutte quindi genuflessi, diciamo, nel pregare Allah, e questo è un po' quello che crea quindi questa onda lunga. La gente non vede bene assolutamente, perché soprattutto qua in Veneto siamo molto identitari, siamo molto legati alla nostra cultura, alle nostre tradizioni, e tutte queste cose vengono viste come delle importanti ingerenze. Poi anche su quel caso là se ne parlò moltissimo, anche voi ne avete parlato e anch'io mi sono espresso, ovvero che non era opportuno, per esempio, che dei ragazzi andassero a pregare Allah all'interno di una moschea, o tutti questi fatti, diciamo, molto simili. A mio avviso bisogna stare molto attenti, non bisogna dire sì all'integrazione, bisogna sostenerla, cioè che queste persone si integrino nella nostra comunità, però stiamo molto attenti a non fare i perbenisti da due soldi, cioè sì dai, va bene tutto, perché bisogna dimostrarsi che vogliamo l'integrazione. No, l'integrazione ha delle regole, ha dei processi molto ben cristallizzati e che vanno seguiti. Non è che l'integrazione va ben tutto. Per esempio qua a Cadoneghe andremo a limitare fortemente l'accesso nei luoghi pubblici per chi si presenta con il niqab, il burqa e tutte quelle cose là, nella misura in cui alcuni non vogliono nemmeno farsi riconoscere al momento della richiesta di un documento anagrafico, per esempio. Ecco, quindi l'integrazione non è che va bene tutto, va bene qualsiasi cosa. No, l'integrazione ha delle regole, ha dei principi, ha già ben cristallizzati e devono essere seguiti. Se c'è disordine in questo processo si crea diffidenza e la diffidenza disgrega, allontana le persone. Quindi noi possiamo fare quante belle iniziative per imparare la lingua italiana vogliamo, ma non si raggiungerà mai quello scopo. Però noi vogliamo che
la gente si integri, quindi chi arriva deve integrarsi e possibilmente devono essere piccoli numeri, perché se arrivano qui flotte di persone in un comune come il mio, per esempio, di 16.000 anime, se mi mettete qui 3.000 persone, 2.000 persone o 1.000 persone, state pur certi che l'integrazione si farà molta fatica a raggiungere, perché l'integrazione si raggiunge con uno schema, un po' alla volta e a piccoli numeri. Allora andiamo a vedere, visto che siamo partiti con una bella iniziativa e visto che giustamente questa trasmissione Sveglia Veneti che dice tanto svegliatevi, ascoltate, svegliatevi, quello che si può fare per migliorare la quotidianità di tutti noi sono queste iniziative che fanno i sindaci. Vediamo la prossima locandina che sarà questo concerto e lo commentiamo col sindaco Diego Zanchetta. Allora questo concerto per chi ha deciso all'alba, ecco ci sarà questa bellissima iniziativa del sindaco di Gaiarine per coinvolgere ancora di più la comunità. Prego sindaco. Sarà un pre Sveglia Veneti, nel senso che sarà un concerto all'alba domani mattina in occasione del solstizio d'estate che abbiamo voluto. Anche questo l'obiettivo è di fare aggregazione, di fare comunità, quindi un concerto alle 5 domani mattina, dove assieme, accompagnati da 2 musicisti, ci sveglieremo abbracciando l'arrivo dell'estate. Sindaco, parentesi, per chi che non ha il condizionatore vede ora venire al concerto, così sta al fresco, perciò alzatevi. Qualche 1000 persone ci stanno, è un parco all'aperto bellissimo. Scusa sindaco, ma era una battuta che mi è venuta spontanea perché col caldo che sta arrivando, ma soprattutto quello che io sono dell'idea, poi vorrei sentire anche il professor Baratto, io sono dell'idea che ci salverà la cultura, l'arte e la cultura ci salverà proprio a uscire da questo tunnel ancora con questi paletti molto evidenziati. Io continuo e batterò sempre su quello, ogni tanto mi rendo conto io di essere paranoico, quindi penso che chi sia davanti a me lo pensi ancora di più, ma dobbiamo fare comunità, io ce l'ho proprio qua. È un mio mantra ormai, un nostro mantra che ha abbracciato tutta la squadra amministrativa. Dobbiamo ritornare a fare comunità perché abbiamo bisogno di aggregazione, di riprendere veri contatti. Basta scambiarsi il messaggino, no, troviamoci in piazza, cerchiamo di partecipare anche agli eventi, a quello che si fa con i piccoli bilanci che abbiamo a disposizione, però ho visto che se fai hai anche la generosità poi dei cittadini e degli imprenditori e questo l'ho scoperto in questi 6 anni di mandato. Quindi l'invito che faccio ai miei concittadini, ai gaiarinesi, ma poi un po' a tutti, è proprio quello: ritroviamoci, partecipiamo quando c'è un'iniziativa, magari anche una cosa che non te la senti tua, ma vai, fai comunità, perché poi l'altro verrà da te quando ci sarà qualcosa di interessante, no? E così abbiamo raggiunto 2 obiettivi, ci troviamo 2 volte, ecco, questo è un po' lo spirito. Vede, è vero quello che dice, perché però prendo l'esempio dei bambini, professor Baratto, adesso sono terminate le scuole, perciò arrivano al banco solidale con i loro genitori e loro non sanno la lingua, giocano assieme, si tengono per mano, ecco, anzi hanno piacere veramente di incontrare anche bambini diversi, diciamoli così, visto che si vede così, ma loro il diverso non lo vedono mica. Io dico, ma come fanno a capirsi che non parlano la stessa lingua? Eppure vederli è di una felicità unica. Loro giocano e comunicano. Allora vogliamo parlare di comunicazione, professor Baratto, cos'è la comunicazione? Come si può comunicare anche se non si sa la lingua? Prego. Si può comunicare attraverso iniziative come stanno facendo questi comuni. Io dico la verità, lodo entrambi i sindaci. Perché mi rendo conto del lavoro che hanno davanti, quindi hanno la mia, non conta nulla, ma hanno la mia solidarietà e non solo. La redazione può dare anche i miei contatti perché sono disponibilissimo a collaborare in maniera tranquilla con loro sul tema della comunicazione tra le comunità. Si parlava prima di identità. L'identità è una cosa bella in realtà è una cosa bella. Mio bisnonno era di Badia Polesine, quindi sono anch'io un po' di sangue veneto.
mio nonno era trentino, però ho detto, quindi ho un'identità, ho la mia identità, l'identità è bella, anche parlare di integrazione, bisogna capirci cosa ci intendiamo. Se integrazione vuol dire che qualcuno debba vicedevolmente, si parla da tutti e due punti di vista, annullare la propria identità, è sbagliato. Ognuno deve mantenere la propria identità, perché la propria identità è una cosa bellissima, è l'unione. Se pensiamo ai tanto deprecati imperi centrali, dove nazionalità diverse vivevano assieme tranquillamente, siamo a pochi giorni dall'attentato di Sarajevo, dall'anniversario dell'attentato di Sarajevo, eppure negli imperi centrali c'erano fedi, religioni, tradizioni, nazionalità diverse, con ognuno una propria identità, e questo ha permesso di sopravvivere per quasi 1000 anni. Noi oggi invece abbiamo annullato le identità, e questo è il fatto, e vogliamo annullare l'identità per ragioni economiche, anche banalmente, perché tutto viene standardizzato e quindi è ovvio che l'identità dà fastidio. L'identità vissuta in senso positivo è una grande ricchezza. Io l'ho detto, lo dico tranquillamente, se i due sindaci vogliono, la redazione ha tutti la libertà di dare i miei recapiti per implementare questa collaborazione. Grazie professore. L'ultima domanda, poi ci salutiamo perché l'ora è terminata. Come andrà a finire questo sulla striscia di Gaza? Come vede lei la situazione? Ecco, cosa succederà? Arriverà mai la pace per questa popolazione, per ambe le popolazioni, perché non sono loro che decidono? Prego. Dobbiamo dire che la crisi israelo-palestinese è il risultato della politica occidentale. Ricordiamoci che nel 1914 avevano promesso sia agli arabi sia agli ebrei uno stato rispettivamente uno stato arabo e uno stato ebraico, per lottare contro l'impero ottomano. A pace conclusa hanno negato a entrambi quello che avevano promesso, quindi in realtà è un problema che va affrontato all'origine. L'unica soluzione è due nazioni e due stati, è ovvio, però è quello che era già all'origine e a cui era stato già promesso oltre un secolo fa. Però di questo non parliamo, cioè noi non parliamo delle responsabilità nostre su questo fatto. E cosa ne pensa che Putin vuole fare da mediatore? Posso avvalermi della facoltà di non rispondere? Grande professor Baratto, grande, io la ringrazio veramente anche per la disponibilità Salve. che ha dato. Dopo sentiremo i sindaci se avranno piacere di avere i suoi contatti, perché penso sia molto utile anche da persona competente qual è lei, per far capire, ecco, di fare ancora di più un passetto in avanti tutti assieme proprio con il dialogo. Allora sentiamo come ci saluta il sindaco Schiesaro. Sindaco, come ci saluta? Come vuole, vi saluto. È un periodo questo molto impegnativo, nel senso che stiamo facendo tantissime cose, ma siamo tutti molto influenzati dal tema che ha trattato il professor Baratto, sul tema mi trovo assolutamente concorde con lui, ovvero la nostra vita è influenzata, anche se non si vorrebbe, da quello che noi stiamo leggendo e sentendo attraverso i canali di informazione, da tutto ciò che ci arriva dalla Palestina, da Israele, dal Medio Oriente e anche dall'Iran. È un grosso problema questo, che prima finisce meglio è, perché la guerra e quindi l'uccisione di persone, di uomini, donne, bambini soprattutto, creerà le condizioni per nuove guerre in futuro, perché se la nostra famiglia, la vostra famiglia venisse trucidata, come sta accadendo oggi, da un nemico, quindi da qualcuno che sta di là e viene visto come un nemico, chiaramente io non posso che nutrire una sete di vendetta nei confronti di chi mi sta ammazzando la famiglia. Quindi è normale che la guerra deve finire, e la guerra israelo-palestinese tra Israele e il mondo sciita iraniano non è altro che una guerra che è stata rinviata per tantissimo tempo, e la colpa
non dico che ce l'ha proprio tutto l'Occidente, ma sicuramente chi aveva promesso ai palestinesi e agli israeliani di avere un territorio ben chiaro, definito, e quindi 2 popoli, 2 stati, come io sostengo. Quella promessa è stata ampiamente disattesa e oggi Israele non sta altro che scatenando, e sarà una colpa questa che segnerà la storia di Israele per i prossimi decenni, sta segnando una guerra e sta uccidendo bambini, donne, distruggendo ospedali, famiglie intere, generazioni intere che saranno segnate da questa guerra di Netanyahu, che non è che la vuole lui, o meglio solo lui, ma per quanto riguarda la questione israeliana, ma sto veramente toccando rapidamente tutto quello che invece meriterebbe un'ampia discussione, sta facendo una guerra diciamo per procura, ecco, in Iran sta facendo un lavoro sporco che gli occidentali, cioè anche noi in questo caso, non possiamo e non vogliamo fare. Per quanto riguarda la capacità di Putin di mediare, anche qui è una cosa che fa veramente sorridere, perché non è capace di mediare con quello che sta facendo e sta succedendo tra l'Ucraina e proprio il suo paese, voglio dire. Quindi lascia veramente il tempo che trova. Io non posso solo che ringraziare te e i tuoi ospiti e tutto il pubblico e l'emittente per avermi invitato a questa trasmissione e aver potuto parlare con voi un'oretta. Quindi allora, vi ringrazio. Sindaco, l'ultima domanda, la guerra sporca abbiamo parlato, è terzo, quarto mandato, è una guerra sporca o una guerra pulita per lei? Per me è una guerra pulita, ma purtroppo prevale l'interesse di qualcuno rispetto all'interesse di tutti, perché il terzo mandato dovrebbe essere, o meglio la libertà di potersi candidare delle persone dovrebbe esserci comunque. È difficile che qualcuno che si può candidare sempre mi impedisca di potermi ricandidare dopo il secondo mandato. Se il potere appartiene al popolo, come io ritengo, deve essere il popolo a poter decidere chi vuole come sindaco, chi vuole come presidente della regione, e non deve esserci una legge che limiti Ma come questo. mai il sindaco fino adesso andava sempre bene, all'improvviso non va più bene le regole che ci sono? Comandi? Non ho capito. Come mai fino adesso andavano sempre bene le regole che c'erano sul secondo mandato e adesso non vanno più bene? Cosa è successo secondo lei? Fino adesso andava sempre bene, ognuno faceva... si immaginava che qualcuno non vuole più quel presidente, non vuole più quel sindaco e allora si invoca, esistono il limite dei 2 mandati, ma allora mettiamo il limite dei 2 mandati anche per i parlamentari. Mettiamo il limite dei 2 mandati, quindi per i deputati, per i senatori, mettiamo per tutti il limite dei 2 mandati. Come mai non lo si mette per i deputati? Come mai il presidente Tajani dice di no al secondo mandato e lui siamo nel 25, 15, 5, 95, da 30 anni che è in Parlamento? Come mai? Allora o vale per tutti o non vale per nessuno, e sì dal caso che il sindaco, il governatore eccetera siano eletti dal popolo, come diceva lei, è l'unico baluardo veramente popolare, di scelta popolare, perché mettiamo una crosetta e scegliamo non solo il sindaco ma anche i consiglieri comunali, sì dal caso che chi siede in Parlamento lo decidano le segreterie del partito, e non mi sembra che sia una grande prova di democrazia, o meglio di demandare a qualcun altro la scelta. Abbiamo sentito Schesaro, devo chiudere perché sennò non ce la faccio. Quindi ritengo Schesaro, di non dover ricevere lezioni di democrazia da chi disattende probabilmente quel principio democratico che il mi potere sente appartiene al Schesaro, popolo. no, il problema è che la mia domanda era un'altra: come mai fino adesso le regole andavano bene? Perché ci sono le regole, all'improvviso non va più bene niente e bisogna cambiare, cioè se ne riparlerà, però mi sembra che all'improvviso sia successo il finimondo, e stiamo parlando di presidenti di regione, che ha ragione anche Schesaro, però ricordo che i presidenti di regione hanno un potere e un giro veramente di soldi economicamente che possono decidere che forse i parlamentari neppure Mattarella li ha. Detto questo, sentiamo anche cosa ne dice il sindaco Diego Zanchetta. Terzo mandato? Sul terzo mandato la vedo che il diritto un po' riprendo anche quello che ha detto il collega Schesaro, il cittadino ha diritto di esprimere il proprio voto
e il cittadino ha diritto di candidarsi, poi il voto del popolo è sovrano, quindi se oggi parliamo di Zaia, domani potremo parlare di un altro sindaco, di un'altra amministrazione. Io perché devo... Cioè, vabbè, ovvio che c'è la legge, quindi questa è per andare alla domanda, no? Ma perché devo essere limitato? Se Zaia si candida 1000 volte e per 1000 volte i cittadini lo scelgono, credo proprio che i cittadini in quel momento facciano la scelta migliore che hanno in campo. Poi si ha paura di intrallazzi, si ha paura di storie, questo è un altro paio di maniche, lo affrontiamo, non credo basti neanche una trasmissione per parlarne di questo, perché a mio modo di vedere non sono i mandati ma sono le persone che creano o non creano intrallazzi. Come finirà secondo lei, sindaco? Lei che è un politico di vecchia data, che sa di cosa si parla, chi vincerà alla fine? No, non me la sento oggi di dire come andrà a finire, come vorrei che andasse. No, perché il sindaco di Codogné ha detto che è stato chiuso, si farà il terzo mandato e che il presidente sarà Luca Zaia, l'ha detto qua l'altro giorno davanti alle telecamere. Poi non si sa che fonti ha il sindaco o la sindaca di Codogné, però è quello che ha detto davanti alle telecamere. Le risulta? No. No, non mi risulta, ma non voglio contraddire la collega. Per fortuna che siete dello stesso partito. Non voglio contraddire assolutamente Jessica Masini, credo che non ci sia nulla di definitivo, anzi sicuramente non c'è nulla di definitivo, almeno fino a ieri sera. Non so se stamattina sia nata qualche altra idea. Mi auguro che vada a finire al meglio per i cittadini, per i veneti, perché ricordo ancora una volta, per noi sindaci serve quell'aggancio. Potremmo fare una trasmissione su cosa ci serve in primis, che è sicuramente la provincia, perché a prescindere la regione è un ente distante, no? Logisticamente distante, e la provincia sappiamo bene com'è. Ma anche là c'è nebbia assoluta, mi sembra. Nebbia in Valpadana, proprio nella Avete capito? Ecco, mi piace il sindaco Diego Zanchetti, siccome vive anche la realtà della provincia. Vorrei lasciarvi con un po' di positività che ci siamo detto oggi, quindi domani mattina vi aspetto. Rivediamo la locandina per cortesia e salutiamo il sindaco Zanchetta. Prego, sindaco. Finito il concerto, tutti su Rete Veneta, che Mirella è qua che ci accompagna. Sì, per la io giornata. sarò qua, sempre qua. Grazie veramente ai sindaci, grazie anche al professor Baratto. Pubblicità. Un'altra maxi truffa ai danni di un'anziana. Questa volta il bottino è più che eccellente, 50.000 euro in gioielli d'oro. Non si placa il fenomeno che vede la provincia di Trieste nel mirino di bande di criminali che provengono da fuori regione, come già evidenziato dall'operazione dell'Arma dei Carabinieri denominata Fumo del Vesuvio. In questo caso a seguire le indagini è la Polizia di Stato, precisamente il commissariato di Muggia. L'episodio è avvenuto ieri mattina nella località Fontanelle. Sulle indagini vige il massimo riservo, ma secondo quanto appreso un giovane di 30 anni vestito con maglietta bianca e pantaloni scuri si è presentato a casa della vittima designata per riscuotere quanto pattuito. L'uomo infatti, con la complicità di un centralinista, ha aggirato l'anziana con la scusa del falso incidente di un familiare. Per levarlo dai guai sarebbe stato necessario pagare una grossa somma di denaro che poi il trentenne sarebbe passato a riscuotere. E così è stato. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato, ma il truffatore aveva già fatto perdere le proprie tracce. E saluto Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore Veneto, che spiegherà veramente cosa sta succedendo. Anche loro sono molto preoccupati come Casa del Consumatore, e non solo noi, poi io in particolare, che tutte le mattine cerco di dare buone notizie, ma alla fine ecco, queste sono le notizie, dobbiamo parlarne per far capire che non devono fidarsi di nessuno. E saluto anche il dottor Giovanni Putotto, QAM, responsabile programmazione operativa di Medici con l'AFTA. Grazie dottor Putotto di essere Mirella, qui. Buongiorno a tutti. Ecco, dovete fidarvi di queste persone. Ecco, del dottor Putotto dovete fidarvi, di aiutare il dottor Putotto per quello che fa e cerca di migliorare la vita di tutti, anche dando sicurezza a queste persone. Allora partiamo proprio grazie al dottor Putotto con Elena Bertorelli. Allora, un'altra truffa, un'altra fragilità, l'anziano che è in balia del mondo nel vero senso della parola, che si fida, che ci crede
perché siamo così. Prego, Presidente. È una situazione in cui purtroppo vediamo l'aumento del più 32% di truffe. Questo è stato segnalato da Banca d'Italia, che ha effettuato questa segnalazione proprio per mettere tutti noi sul territorio, ma anche e soprattutto le istituzioni, quindi Carabinieri, Guardia di Finanza, chiunque, in allerta per quello che sta accadendo. Questo tipo di truffa è una truffa purtroppo molto frequente sul territorio. Si finge una persona che di famiglia ha avuto un incidente, ha bisogno, addirittura siamo arrivati che al pronto soccorso hanno bisogno di medicine molto molto costose. A casa c'è l'anziana madre, l'anziana zia, l'anziana parente, viene contattata. Naturalmente gli anziani sono fragili di per sé e al sentire la nipote, la figlia, il figlio, subito si mette in allarme, perde purtroppo il filtro critico e si fida di chi è al telefono e succede che consegna 50.000 euro, come abbiamo appena visto. Purtroppo io non posso neanche dire che è colpa dell'anziano, perché l'anziano di per sé è un soggetto fragile e vulnerabile, quindi dovremmo essere tutti noi, e in particolar modo gli enti di garanzia, gli enti che devono tenere la sicurezza nel territorio, effettuare una tutela, perché questi anziani noi sì possiamo dire venite agli incontri che vi spieghiamo, ma chi viene agli incontri? Solo gli anziani che possono muoversi o vengono accompagnati dai figli. Tutte le altre persone che purtroppo devono rimanere a casa per varie condizioni di fragilità, anche di salute, anche fisica, come facciamo noi a tutelarli? Come facciamo noi ad intervenire oltre a chiamare i carabinieri, che per carità sono bravissimi, le forze dell'ordine? Noi abbiamo una grande sinergia come Casa del Consumatore con le forze dell'ordine, ma intervengono, fanno anche le loro indagini, ma intervengono dopo che è già successo, quindi sgominano anche qualche, per carità sono molto bravi, sgominano anche qualche rete di delinquenti che si comportano in questo modo con le persone fragili, ma poi arrivano di solito purtroppo dopo, perché queste truffe anticipano le forze dell'ordine e trovano i nostri anziani impreparati. Allora, però Elena Bertorelli, io sono dell'idea che qualcosa si potrebbe fare. Poi sentiremo anche il dottor Putotto cosa ne pensa. Allora, noi abbiamo un mondo del volontariato enorme. Abbiamo una protezione civile che non riesco a capire cosa vuol dire protezione civile, perché non ci sono solo le esondazioni dei fiumi, non ci sono le sagre, ci sono anche altre cose ed è l'ascolto e l'aiuto alle persone. Allora, se noi impiegassimo questo mondo del volontariato, compresa la protezione civile, su ogni paese, su ogni comune, a vedere, a passare alle case di quelle persone che hanno un nome e cognome, che vivono da sole, anche magari in grande difficoltà, aprire la porta come abbiamo fatto nella pandemia, dire esatto. Come stai, chi sei, hai bisogno di qualcosa, guarda che se ti suona il campanello o il telefono non rispondere, non credere a nessuno. Io sono convinta che queste truffe non ci sarebbero. Il problema è avete tanti numeri di telefono, chiamate, avvicinatevi, non si avvicineranno mai. Lo vediamo, i numeri sono numeri, dobbiamo essere noi che andiamo da loro, non loro che devono arrivare da noi con mille difficoltà che non ce la faranno mai. Cosa ne pensa? Sono d'accordo e io mi spingo anche oltre, perché se ci fosse la necessità, ma portiamo anche l'esercito, cioè se non è sufficiente se non siamo sufficienti noi come associazioni di volontariato, che siamo pienamente disponibili se fosse fatto un progetto di questo tipo, come giustamente ha ricordato Mirella, che era già stato fatto in pandemia ed ha funzionato, quindi abbiamo un precedente secondo me ottimo. Vabbè, non siamo sufficienti, chiamiamo anche i militari, non so, ma dobbiamo essere noi che ci attiviamo e andiamo a suonare il campanello, ma persone
oneste per bene, no? Che continuano a suonare il campanello persone delinquenti, che se non è la truffa è il contratto, e se non è il contratto è qualcos'altro per avere soldi, che poi non vanno mai alle associazioni che loro dicono siamo qua per i mutui. Sì. Non è vero, perché se li tengono loro, quindi sono purtroppo bersaglio, e lo saranno sempre di più, perché siamo una, purtroppo, popolazione che sta invecchiando, perché anche su questo il costo della vita naturalmente trattiene molte persone dal fare figli, quindi è tutto come un gatto che si morde la coda, stiamo invecchiando, quindi cerchiamo di mettere giù delle basi strutturali che possano servire realmente. Saluto anche il dottor Manuel Scalzotto, sindaco di Colonia Veneta. Grazie sindaco anche a lei di essere qui, la ringrazio. Lega, questa mattina abbiamo sentito i sindaci della Lega, perché noi apriamo a tutti, sentiamo tutti e abbiamo poi ognuno fa le proprie riflessioni su quello che sta accadendo. Quello però che traspare è che i sindaci hanno una patata bollente non da poco. Sindaco, veramente faccio i complimenti, perché sono quelli che devono risolvere i problemi del mondo, ecco, con poca liquidità, poveretti, sono anche bravi a fare quello che fanno e forse sono quelli più attenti ai bisogni dei cittadini. E questa è la verità. Il problema è che le risorse che hanno sono poche, le associazioni di volontariato sono divise, le hanno divise e perciò capite bene come siamo presi. Però io andrei adesso, grazie sindaco, anche dal dottor Scalzotto, dal dottor Putotto, per capire, dottor Putotto, come vede lei la situazione, questa paura del diverso, l'abbiamo sentito anche prima. Ecco, la parola integrazione, diceva il professor Baratto, che è studioso dialogo interreligioso, che è una parola che a lui non va bene, si dovrebbe fare altro, soprattutto dialogare e capire come si può veramente intervenire anche su quelle persone che non riescono a capire che bisogna fare comunità in tutti i sensi. Cosa dice dottor Putotto? Beh, intanto grazie, io insomma lavoro e partecipo attivamente con tanti altri a questa organizzazione che si chiama Medici con l'Africa a cuore, che è presente sul campo da 75 anni, quindi una storia di generazioni. Le prime generazioni, la primissima ormai non c'è più, ci sono quelle successive, ma è stato un passaggio del testimone. Che cosa ci sta insegnando questa esperienza? Beh, ci sta insegnando questo, che la persona intanto è fatta di relazioni. E allora anche il tema che è il problema che oggi state affrontando, no? Quello delle truffe ai danni degli anziani, certamente solleva delle riflessioni in relazione, diciamo, al fatto in sé, che è appunto una truffa, però solleva anche la questione dell'isolamento in cui si trovano molti di questi anziani, tanto che sempre di più una delle sfide delle nostre comunità è quella di affrontare la solitudine, specie della popolazione anziana. Solitudine che è una solitudine percepita, ma è una solitudine poi anche reale in termini appunto di relazioni. E qui la vera domanda, se si vuole proprio fare prevenzione, è: ma che comunità, che idea di comunità abbiamo e vogliamo, come dire, perseguire? Che tipo di convivenza? Allora, da questo punto di vista non c'è dubbio che le diverse piccole comunità di cui si compone poi una realtà come una realtà di un comune, di una parrocchia, di un NULS, eccetera, ha questo scopo, dovrebbe avere questo scopo di mettere in rete le risorse, che altrimenti, pur importanti, pur ammirevoli, ecco, però rischiano di essere disperse. Questo significa anche aprirsi agli altri, cedere un po', diciamo, della propria anche, diciamo, modo di fare, di pensare, di vedere, e creare queste relazioni. In queste relazioni, ecco, c'è anche l'apertura al cosiddetto diverso, e qui ci sono aspetti che riguardano da un lato anche il fatto che ci sono persone che delinquono e queste vanno perseguite, non c'è ombra di dubbio da questo punto di vista dappertutto, ma dall'altro c'è anche il grande tema che sempre di più il nostro Paese, per ragioni sostanziali,
ieri l'altro il ministro Giorgetti è stato auditato presso il Parlamento sul tema del declino demografico e dell'impatto del declino demografico sull'economia e sulla stabilità dei conti e sul welfare. E lui è stato chiarissimo, così il Paese, le generazioni future rischiano di veder crollare delle certezze sociali. Quindi bisogna aprirsi, ma bisogna farlo in maniera intelligente. Bisogna aprirsi anche con quelle persone che vengono dall'esterno, che sono regolari, che hanno un lavoro, che hanno una famiglia, che sono ormai stabilizzati, che hanno i figli che lavorano qui da anni, hanno fatto tutte le scuole, hanno una religione diversa? Sì, hanno una religione diversa. Io ho portato il mio figlio, il quarto, in Uganda, in una delle giornate che gli avevo organizzato. Il titolo era "Oggi ti occupi di pluralismo religioso" e gli ho fatto fare il giro delle chiese presenti a Kampala, capitale dell'Uganda. La Basilica Cattolica, quella protestante, la musulmana, la moschea, e lui è entrato, ha fatto collegare, ha posto le domande, ha chiesto. Questo è fondamentale perché questo è il presente e dovrà essere sempre di più il futuro. Allora sentiamo Mirella da Riese, poi andiamo dal sindaco Scarzotto. Ecco. Vai Mirella, veloce. Ciao Mirella, buongiorno ai suoi ospiti. Allora io parlo di truffatori, perché l'anno scorso mi è successo che c'era nel mio cellulare un messaggio che era scritto: "Ciao mamma, sono Simone, ti è rotto il cellulare". Era detto e questo è il mio numero, chiama. Io non ho chiamato mio figlio, Brava. Ho chiamato sua moglie per sapere se è vero. E ha detto che non era vero niente. Dunque, pertanto ci sono di quei delinquenti, ecco, che non so come fanno a trovare il mio numero e parlare, cioè mandare i messaggi. E Simone, come fa a conoscere Simone, quel truffatore là? Grazie cara Mirella, hai mamma. fatto bene a fare questa telefonata, state attenti, non rispondete anche se i nomi corrispondono, chiamate qualcuno dei vostri familiari, non fidatevi, non rispondete. Sentiamo il sindaco, poi ritorniamo da Elena Bertorelli. Il sindaco Scarzotto cosa dice? Fare comunità, far capire l'importanza anche culturale che sta cambiando, non c'è niente da fare. C'è niente da Se fare. andiamo a vedere chi lavora anche nei cantieri edili, Sì. io guardavo anche ieri nei ristoranti, loro sono inutile che ce la giriamo e ce la rigiriamo. Prego sindaco. Intanto buongiorno Mirella, grazie dell'invito e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Io non credo sia la formula corretta quella che ho sentito. Io penso che la finalità di tutti noi sia il vivere bene. Il vivere bene è dare risposte naturalmente di natura materiale, cioè un lavoro possibilmente soddisfacente, ma anche un aspetto legato a un appagamento di tutti i valori che abbiamo, valori che sono culturali e che sono di identità stratificata. È vero che con la società di oggi probabilmente se perseguiamo questo modello, un modello di società dove il profitto, l'economia è al di sopra dell'individuo, e non riusciremo a stare in piedi. Ma io credo sia sbagliata questa omologazione che ci sta spingendo il modello di mondializzazione, il modello Bilderberg che oggi viviamo, che è quello che il dottore ha ben descritto. Io credo invece che non sia un problema qualche milione in meno di abitanti per l'Italia. Credo che sia bruttissimo vedere che oggi importiamo sulle aspettative, sui desideri della gente gli schiavi e che questi poi si offrono a manodopera a basso costo e che il grosso delle nostre persone non riesce poi a vivere dignitosamente. Un operaio 30 anni fa era una persona che viveva con dignità, che poteva sviluppare la propria persona nelle nostre realtà. Oggi invece abbiamo creato una guerra tra poveri oltre che a un'insicurezza. Io credo che bisogna
cambiare il paradigma, essere più umili e porsi delle riflessioni. Sradicare queste persone dall'Africa e portarle qua è sicuramente dare delle mani e delle braccia all'industria, alla grande distribuzione, ma non credo sia il bene per la nostra società. Si tende a confondere quello che è il diritto di ciascuno ad esprimere la propria vita e la propria identità come meglio crede, con quelli che sono fenomeni sociali. Io credo che io ho studiato all'estero, se mi fosse stato così impedito di vivere all'estero perché proveniente da un'altra nazione, perché magari di un'altra religione o di un'altra cultura d'origine, sarebbe stato disumano. Ma diverso è quello che l'individuo prova per se stesso in un ambiente, in uno sviluppo di vita, da quello che è una mondializzazione, un'importazione di poveri, di miserabili che sfuggono dalla fame e che non vengono qua certo perché hanno il modello della nostra società da proporre come sistema della loro vita. Molto chiaro. Sindaco Elena Bertorelli, prego, così rispondiamo poi anche a Mirella. Sì, secondo me naturalmente il sindaco Scalzotto ha individuato quello che può essere un problema, però è anche vero che non andiamo noi a prenderli, ma sono le persone che vengono qua, sono comunque persone che vengono qua sperando in un futuro migliore. Certo, è anche vero che noi abbiamo fatto, nessuno può dirci, il Veneto in particolare sta facendo tantissima integrazione. Noi come Casa del Consumatore, penso anche Mirella, abbiamo conosciuto persone veramente integrate. Per veramente integrate intendo persone che lavorano onestamente, che educano i loro figli all'onestà. Quindi sicuramente c'è la parte buona, come c'è la parte purtroppo che vediamo le seconde generazioni difficili che vanno in giro a delinquere a 13, 14, 15 anni, mettendo a ferro e fuoco delle comunità. Lì non si può dire che non esistano. È chiaro che la verità assoluta non ce l'ha nessuno. Tutti stiamo cercando di fare del nostro meglio sul territorio, ognuno con i mezzi che ha a propria disposizione. Naturalmente il sindaco ha, come abbiamo appena detto Mirella, dei mezzi risicati. Il dottor Putotto naturalmente vede una sua realtà con cui ha a che fare quotidianamente e svolgendo anche una nobile missione. Noi da parte nostra associativa cerchiamo di fare il possibile, ma la quadra qual è? È che i grandi sistemi, che sono sicuramente sopra di noi tutti, devono in qualche modo risolvere questa situazione. Allora, tempo addietro, molti anni fa, fui ospite di Focus, sempre su Rete Veneta, e mi venne chiesto, ma parlo di tanti anni fa, mi venne chiesto, si parlava proprio di immigrazione, come fare, come controllare, come andrà. E dissi, ma forse gli hotspot, questi centri di controllo e di smistamento, invece di metterli sulle coste italiane, ero molto ingenua al tempo, però alla fine vedo che qualcosa si è fatto in questo modo, mettiamole sulle coste per esempio dell'Africa. Quindi magari lo smistamento farlo direttamente là, per vedere le persone che non abbiano dei precedenti, per esempio, che non siano pericolose, che non siano pericolose per la nostra società. In qualche modo qualcosa si è mosso, ma è chiaro che il problema è latente, il problema c'è ancora. Per quanto si stanno vedendo dei tentativi di presa in carico, che io apprezzo sempre, il problema c'è, è un problema proprio da trattare. Nessuno di noi vuole, come giustamente ha detto il sindaco Scalzotto, nessuno di noi vuole accogliere solamente, perché altrimenti abbiamo un'accoglienza, un'importazione di persone che naturalmente hanno bisogno di tutto perché scendono e non hanno niente, e dall'altra parte esportiamo competenze molto elevate, perché ricordiamo che l'istruzione in Italia e come formiamo i nostri scienziati, i nostri i periti, gli elettronici, gli ingegneri, fuori in Europa sono considerate eccellenze, ed è per questo che i nostri giovani stanno purtroppo fuggendo. Bisogna trovare il giusto equilibrio, secondo me. Allora andiamo a vedere, prima a far commentare il dottor Giovanni Putotto, questo video istituzionale del QAM. Andiamo a vedere.
Doctors with Africa QAM work alongside the most vulnerable populations. Our goals are to make health services available to all and to foster respect for the basic human right to health. We have been growing together with the people of Africa since 1950. Doctors with Africa QAM was the first Italian NGO for international health cooperation. We go beyond aid, creating long-term cooperation programs to build bridges between governments, local churches, civil society, philanthropy, and the private sector. Our goal is to bring essential health care to the last mile of the health system. We have been working in Africa for over 65 years, in 41 different countries, reaching 227 hospitals and sending over 1,700 aid workers to the field. We work in accord with the Sustainable Development Goals, in partnership with local health authorities and in line with national policies and international guidelines. Accountability, evidence, innovation and surveys. These are the pillars of QAM's research. We aim to found our action in people's real needs and base our approach on actual results. Doctors with Africa QAM is currently active in Angola, Central African Republic, Ethiopia, Mozambique, South Sudan, Sierra Leone, Tanzania and Uganda. Doctors with Africa QAM work at 3 levels: hospitals, peripheral health centres, and communities, facilitating continuity of care. Side by side with local doctors and nurses, we work to protect the health of mothers, children and adolescents, to defeat AIDS, tuberculosis and malaria, to fight malnutrition and emerging chronic diseases such as diabetes, hypertension, breast and cervical cancer. We also work in universities and nursing and midwifery schools to train the African doctors of the future. Vi ringrazio per quanto state facendo in favore del diritto umano fondamentale della salute per tutti. E siete medici con l'Africa e non per l'Africa. E questo è tanto importante. Every day brings new challenges, but we are resolute in our commitment to improving the lives of women and children in Africa. And they said you'd abdicate a woman, you would abdicate the whole nation. So I thank you so much for that. We need your help to achieve our important mission. Support us. Doctors with Africa QAM since 1950 for the right to health. Io non so, dottor Putotto, a casa cosa pensano, ma se non ci fosse dovrebbero inventarvi, e vi ringrazio per quello che state trasmettendo anche con questo video, l'importanza di capire cosa vuol dire veramente la persona. Ecco, io volevo farle una domanda, dottor Scalzi. Noi parliamo tanto di integrazione, vediamo il diverso, ma noi siamo i primi a eliminare i diversi, che sono i diversamente agili, come li chiamo io, perché noi li chiamiamo per nome. Li abbiamo chiamati handicappati, mongoloidi, diversamente abili, disabili, ma vogliamo chiamarli con loro nome per far capire loro che sono delle persone? Pensi, dottor Putotto, che ho dato il microfono a un ragazzo che siamo andati in gita a Venezia, diversamente agile, perché a me piace chiamarli così, perché si muovono in maniera diversa, ma tutto là. E sa cosa ha detto al microfono?
quando mi incontrate per strada, venite ad abbracciarmi, salutatemi, perché io ho bisogno di conoscervi, del vostro saluto e del vostro abbraccio. No, dottor Putotto, perché noi parliamo sempre di altre cose, vogliamo parlare anche di chi siamo noi, di fare un cambiamento culturale verso le persone che si muovono in maniera diversa, perché noi etichettiamo tutto. Uno spaccia una bustina e diventa un spacciatore, una ruba una bottiglia e diventa un ladro. Noi le etichette le mettiamo subito senza capire, andare a fonte di perché quel problema. Prego, dottor Putotto. Allora, grazie. Io approfitto per dire questo, insomma, il nostro sforzo, come avete visto dalle immagini, è di lavorare in contesti dove i servizi sanitari non ci sono. Noi dobbiamo dar atto alle generazioni precedenti e a chi amministra che possiamo avere l'accesso a dei servizi di altissima qualità. Io sono un medico, sono stato 11 anni in direzione all'azienda ospedaliera di Padova, dopo aver fatto 11 anni in Africa e adesso sono ritornato a occuparmi dell'Africa. E quindi veramente onore a questa dimensione, no? Ci saranno dei limiti, dei difetti, però vi assicuro che gli standard che noi abbiamo sanitari sono altissimi, anche nei confronti degli altri paesi europei. Però in Africa, nell'Africa profonda, questo accesso ai servizi essenziali sanitari come un parto protetto non ci sono. Ed è per questo che la mortalità è estremamente elevata. Quasi 300.000 donne muoiono di parto in gran parte nell'Africa subsahariana. Che cosa ci chiedono le famiglie? Che cosa ci chiedono soprattutto i giovani sul posto? Ci chiedono di investire su di loro, cioè i giovani di investire sulla loro formazione e poi di aiutarli a offrire loro delle opportunità di lavoro dove vivono, cioè in Africa. Chi è che lascia volentieri la propria famiglia? Pochi. Io sono veneto, ho una fortissima tradizione migratoria, familiare. Ecco, mio padre è nato all'estero, i nonni hanno fatto tanti anni all'Africa, però fuori come migranti. Però il nostro scopo è proprio questo: fornire dei servizi essenziali, specie alle donne e ai bambini, e poi però offrire queste opportunità di formazione in maniera che la gente, una volta che si è qualificata, possa rimanere sul posto e servire le proprie comunità. Guardate che è per questo motivo che il QAM si chiama con l'Africa, ed è per questo motivo che anche c'è questo grande sforzo da parte del direttore Don Dante e di tutta la squadra anche di lavorare in questi paesi che hanno tanti problemi, ma mettendo in piedi delle scuole. Quindi una delle iniziative più importanti che stiamo proseguendo è costruire una scuola di ostetriche e di infermiere in uno dei paesi più dimenticati, la Repubblica Centrale Africana. Ecco, è un paese che è stato visitato dal Papa Francesco durante il Giubileo del 2015. È un paese, perché l'Africa è così, no? Dove per le sue ricchezze arrivano tutti, oltre ai missionari arriva anche Wagner nella Repubblica Centrale, perché insomma, ecco. E il nostro scopo è da un lato fornire assistenza, vi ripeto, e dall'altro però dare opportunità di studio e di impiego ai giovani africani. Ecco, questo credo che sia il messaggio più importante in 75 anni. Nel fare questo, ecco, coinvolgiamo molto anche i giovani italiani. Vi accennavo che la nostra è una storia di generazioni. Il fondatore è un veneto, il professor Canova di Schio, che è stato 12 anni tra le due guerre a lavorare in Medio Oriente e poi è tornato con questa idea. Bene, allora questo anche scambio tra giovani italiani, pensate che noi abbiamo inviato oltre 400 studenti di medicina e oltre 2000 medici, ecco, in questi 75 anni, che vanno, vedono, ascoltano, capiscono
capiscono da un lato i bisogni sul posto, ma anche le potenzialità, e dall'altro, quando tornano, apprezzano di più quello che hanno. Questo è il dinamismo che sostiene la solidarietà. Cose concrete, la salute, interventi concreti, salvare le mamme e i bambini, ma anche guardare il futuro. Il futuro significa investire sui giovani, africani, come vi ho detto, sul posto, e anche italiani, in modo che siano aperti, diciamo, a apprezzare quello che hanno ricevuto, però anche a dare, in qualche modo restituire anche quello che fa parte, insomma, del nostro paese, che, ripeto, è tanto. Sentiamo il sindaco Scalzotto come commenta, ecco, questo voler far capire l'importanza anche di diffondere le culture. Prego, sindaco. Devo dire che il messaggio del QAM, l'attività del QAM, ringrazio il dottor Giovanni Puttotto per quello che stanno facendo. Io credo gli esseri umani siano sostanzialmente di base uguali, poi hanno molte differenze culturali, le identità sono stratificate e sapere che ci sono delle persone venete, delle persone italiane che portano un aiuto concreto in quelli che sono i servizi essenziali è solo che ammirevole. Poi ciò che è bello e intelligente, lo trovo corretto, far investire la richiesta da parte degli africani che venga investito in formazione per avere loro delle opportunità di lavoro per vivere nella loro terra. Sostanzialmente ci chiedono: sì, io ho fame, ma dammi una mano a costruire la canna per poter pescare il pesce. Direi che è questo un modo per fare del bene alle comunità che ne hanno bisogno e di essere noi persone migliori. Apprezzo naturalmente anche i ragionamenti fatti da Elena Bertorelli, però mi soffermo, cioè dobbiamo approfondire il pensiero. Non possiamo definire che chi viene qua è integrato se lavora e rispetta le leggi. Guardate che queste caratteristiche sono quelle che avevano gli schiavi. Noi dobbiamo fare un passo oltre, andare oltre l'elemento materiale del soddisfacimento del bisogno di lavorare e di vivere rispettando le leggi. Noi dobbiamo far sì che la nostra società, altro passaggio straordinario per quanto semplice del dottor Puttotto, di ringraziare le generazioni pregresse che ci hanno oggi fornito una sanità che ci permette di avere delle cure. È giusto la critica e dobbiamo sempre di più migliorarci, ma dobbiamo essere consapevoli che i nostri padri, i nostri nonni si sono sacrificati, hanno lavorato per noi per darci uno standard di qualità. Ecco, noi questa qualità oggi la stiamo perdendo e qui dobbiamo essere attenti come classe dirigenti e come persone per bene di impegnarci per garantire ai nostri figli, ai nostri nipoti queste stesse opportunità per i servizi e per la vita che come abbiamo avuto noi, anzi dovremmo farlo in maniera migliore. Quindi tutti questi stranieri che vengono qua, attenzione, non è sufficiente dar loro uno spazio per dormire, per mangiare, per lavorare, perché queste, guardate, erano le caratteristiche che venivano offerte agli schiavi. Noi dobbiamo accettare e far sì che chi viene qua lo deva volere per un'adesione anche spirituale, voglia diventare italiano, perché deve sentirsi anche attratto da un sistema di civiltà e non solo per gli aspetti materiali. Questo è becero, questo è funzionale all'omologazione, questo è funzionale a tutti quelli che vogliono fare economia sfruttando bassi costi e ci fanno del male e fanno del male anche a noi. Noi sindaci, ieri ho partecipato a una manifestazione a Legnago indetta dal sindaco di Legnago con quasi tutti i sindaci della pianura, una trentina di persone, più di 1000 persone che hanno partecipato con un fiocco nero perché era successo un gravissimo episodio di una signora che era stata stuprata. Ecco, non è solo perché c'è stata questa grande adesione, non è stato solo un reato, si sta vivendo una situazione di tensione sociale. Queste cose noi dovremmo essere talmente intelligenti e colti di prevenirle e quindi non possiamo soffermarci solo sull'elemento materiale che aveva sottolineato Elena, dobbiamo andare oltre e creare una società che
accetti delle persone che non vengono qui per soddisfare un bisogno materiale, ma che vengono qui perché vogliono sposarsi, vogliono fare comunità con noi, aderire ai nostri valori. Poi anche noi abbiamo le nostre diversità, ognuno può avere una religione diversa, ciascuno può avere dei gusti diversi per qualsiasi cosa, no? E va bene l'accettazione di questo, è un arricchimento, ma un elemento comune di base ci deve essere. Elena Bertorelli, prego. Sì, ma probabilmente mi sono spiegata male, ma nel senso che intendevo certamente l'aspetto materiale, ma anche spirituale, come dice giustamente il sindaco. Io ho visto entrambi, sarò stata fortunata nelle persone che comunque ho avuto modo di seguire presso la nostra associazione, però ho visto dell'italianità anche nelle persone non di seconda generazione ma addirittura di prima generazione, cioè il rispetto, anche solo il rispetto di come si pongono, come vengono. Spesse volte sono addirittura più educati di persone italiane, quindi probabilmente mi reputo fortunata, ma do ragione sicuramente anche il sindaco che sottolinea l'importanza della materialità, cioè nel senso di persone che si integrano a livello lavorativo, ma che naturalmente si pongono in un atteggiamento di rispetto e di condivisione di quelli che sono i valori di un'italianità. D'altro canto noi diamo la cittadinanza, l'Italia dà la cittadinanza, ed è stato confermato, mi sembra, anche dopo l'ultimo referendum che non ha raggiunto il quorum, dopo 10 anni di residenza e naturalmente di fedina penale assolutamente pulita, di integrazione, quindi mi sembra che ci sia una tutela. Anche... Giussi da Treviso, vai Giussi, poi continuiamo. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Volevo chiedere, che ho fatto ancora questa domanda a un medico che è venuto qui da te, Mirella. Dottor Putotto, perché avete incominciato di fare di dare gli anticoncezionali a queste donne, visto che tanti bambini non vivono bene o muoiono da fame e per la sanità? Questo volevo dire, perché bisogna fare anche questo. È inutile che mettono al mondo tanti bambini perché poi, se non arriva quelli che li aiutano, muoiono, insomma. Questo volevo chiedere, dottor Putotto. Grazie, le ringrazio. Allora, adesso che il dottor Putotto risponde, chiedo alla regia di mandare queste immagini proprio di pediatria in Mozambico, appunto, che ha mandato il dottor Putotto. Allora, cominciamo a rispondere a Giussi, dottor Putotto, poi quello che vuole naturalmente, ma soprattutto anche come viene visto il ragazzo che nasce diversamente agile in questi posti. Ecco, come viene accolto? Lo sa che mi sta molto a cuore questa cosa, vorrei capire anche qual è la diversità dell'accoglienza culturale per queste persone. Ecco, qui vi stiamo vedendo questo reparto. Prego, dottor Putotto. Allora, intanto grazie della domanda. Vedete, questo è il reparto di neonatologia che abbiamo realizzato proprio in Mozambico, nella città di Beira. Come vedete, insomma, ha anche delle caratteristiche tecnologiche, insomma, importanti. Questi sono i nostri medici giovani, italiani, volontari, che lavorano e fanno una attività molto intensa, non soltanto assistenziale, perché non ci sono neonatologi in Mozambico, e quindi fanno un'attività anche formativa, no? A proposito della rete, perché poi devono condurre dei servizi complessi come la neonatologia. Rispondo anche, e ringrazio della domanda anche l'ascoltatrice. Guardi, il tema della demografia dei figli è un tema molto sentito in Africa. Complessivamente anche l'Africa si sta orientando hanno accesso ai servizi sulla riproduzione, sugli anticoncezionali. È sempre una scelta della coppia o della donna in ogni caso, cioè c'è anche, come dire, una dimensione personale e culturale che è importante, ecco, da conoscere, da rispettare. L'altro aspetto però, lo dico da medico e un po', insomma, da esperto per quanto possa dire, insomma, la diminuzione della mortalità infantile è uno dei fattori più potenti per ridurre il numero dei figli, la decisione di una famiglia di avere figli. Cosa significa questo?
È stato documentato in tutti i popoli, di tutte le razze, che fin tanto che muoiono tanti figli, la famiglia decide di aver figli come garanzia del futuro, garanzia di sopravvivenza anche per i genitori. È una specie di assicurazione. A mano che le condizioni cambiano, invece che i figli sopravvivono, si punta alla loro educazione e quindi si riducono il numero di figli. Questo percorso l'abbiamo fatto noi. Guardate che i nostri bisnonni avevano molti figli, molti. Quando le condizioni della donna e anche economiche sono migliorate e soprattutto sono migliorati anche i servizi sanitari con la riduzione della mortalità infantile, ecco che anche la riproduzione è entrata dentro un contesto più di controllo, no? E quindi il numero dei figli delle donne è diminuito. L'Africa, che è molto grande, 1,4 miliardi, si dovrebbe parlare di Afriche, quindi c'è una grande situazione diversa all'interno dell'Africa, ma ci sono già dei paesi che cominciano ad avere 3 figli per donna e nelle città 2 figli per donna. È il caso per esempio della Tanzania, di Dar es Salaam. Ecco, questo per dire che questi processi richiedono tempo, ma dopo bisogna fare. Per ridurre la mortalità infantile bisogna che ci siano i servizi, bisogna che ci siano operatori competenti. Ecco il senso, allora, vedete, anche di sto filmato. Sul posto bisogna dare delle risposte, sul posto bisogna offrire questa sicurezza alle mamme, ai bambini e alle figlie. Sul posto bisogna investire sulle risorse umane perché possano poi sti giovani prendere in mano il destino delle proprie popolazioni. Questo è quello che come QAM ci sforziamo di fare anche in contesti, come vi dicevo prima, dove ci sono i conflitti, come in Sud Sudan, come Repubblica Centrale Africana, dove nessuno ci vuole andare e di cui nessuno parla. Ecco, per quanto riguarda i disabili, abbiamo anche dei progetti sui disabili, un po' come succedeva anche dalle nostre parti. Anche in Africa si tengono nascosti nelle famiglie, ma si tendono a non metterli in mostra perché ci si vergogna. Era stato così fino agli anni 60 anche da noi. Ecco, anche adesso, dottor Putotto, più di qualcuno, anche adesso. Portati a scuola e gli si fornisce gli strumenti e per quelli che ce la fanno anche qualche attività lavorativa. Io mi scuso, ma ho una chiamata. Ci mancherebbe, dottor Putotto, invece la ringrazio anche per quello che ha detto e come vede anche il sindaco di Colonia Veneta le ha fatto i complimenti. Saluto e ringrazio il dottor Giovanni Putotto, QAM, responsabile programmazione operativa di Medici con l'Africa. Grazie dottor Putotto, ma la chiamerò perché ho una notizia da darle e vediamo se possiamo anche aiutarlo in qualche maniera, visto che questa persona si è messa a disposizione. Grazie. Allora sindaco Scalzotto, ecco, come commenta, cosa vuole dire? Ormai siamo in chiusura, con quale messaggio, cosa succederà adesso? Si sta aprendo l'estate a Colonia Veneta, ecco, queste persone cosa vedranno, cosa ha messo nel piatto. Sentiamo cosa succederà a Colonia Veneta in questa bellissima estate, se ci sarà naturalmente. Questa sera innanzitutto abbiamo un momento culturale, c'è Carlo Cottarelli che presenta il suo ultimo libro. Non dobbiamo pensare così che gli eventi siano solo legati allo spirito delle molte sagre che popoleranno il nostro bel territorio, ma per le persone diversamente agili, noi come Colonia Veneta abbiamo avuto accesso al bando regionale per eliminare le barriere, diciamo, alla mobilità delle persone, come dice lei, diversamente agili e ci stiamo impegnando su questo percorso. Quindi c'è un'estate che viene avanti, cerchiamo di utilizzarla. Auguro naturalmente ai cittadini e ai telespettatori di rilassarsi un attimo. Noi nel nostro piccolo ci prepareremo per le fiere e per questo progetto di eliminazione delle barriere architettoniche. Penso sia molto importante. Sindaco, anche lei, visto che è della Lega, anche lei cosa ne pensa? Ecco, prima abbiamo avuto altri 2 sindaci della Lega sul terzo mandato. Ecco, lei come vede la situazione e da che parte sta? Prego. Io sono assolutamente favorevole al terzo mandato, non tanto per una questione di contingenza per il nostro governatore Luca Zaia, ma perché penso che terzo mandato sia di per sé così sciocco. Ora,
L'elemento è quanto tempo ci vuole per una classe dirigente, per un'amministrazione, per incidere, per lasciare il segno del proprio progetto su una comunità. Credo che in Italia 15 anni purtroppo forse non sono neanche sufficienti, quindi sono assolutamente favorevole per il terzo mandato proprio per questo aspetto. Secondo lei come finirà, Sindaco? Perché ancora adesso non si sa bene, ecco, dove sarà parato l'obiettivo. Ma io nella vita tendenzialmente cerco sempre di guardare al meglio e di ottenere il massimo risultato. Credo che il terzo mandato sia corretto sia per il sistema sia per noi veneti, per avere ancora il governatore Luca Zaia. Quindi mi auguro proprio che la ragione abbia il sopravvento su quelli che sono gli interessucci di parte di chi non vuole andare avanti per una cosa che migliora il sistema. Ha inciso. È già stato riconosciuto a tutti che il terzo mandato va bene anche per i sindaci, no? Io sono in una comunità di attorno ai 10.000 abitanti ed è stato così già statuito che potrò fare il terzo mandato. Quindi se abbiamo capito che va bene anche per i sindaci, perché non farlo fare ai governatori? È solo un po', ho l'impressione che non sia per il bene di tutti o per il bene del sistema, ma perché c'è qualcuno che vuole fare i suoi interessi di parte. In questo momento sappiamo che è Forza Italia, non voglio polemizzare con dei così alleati di governo, ma mi sembra che sia una visione un po' più per un interesse contingente e non per il bene del sistema. Poi per noi veneti Luca Zaia mi pare sia una garanzia. Allora abbiamo sentito anche le riflessioni del sindaco Scalzotto, Manuel Scalzotto, sindaco di Colonia Veneta. Chi vivrà vedrà. Certo che fa molto riflettere, che mi sa che gli interessi sono un po' di tutti, non solo da una sola parte. Questo è quello che penso io. Grazie, grazie. Mentre Elena Bertorelli rimane con noi, pubblicità. Vi presento Alberto Borin, coordinatore Associazione Valentina Penello, Padova, assistenza domiciliare, cure palliative per malati oncologici. Perciò questa mattina cercheremo di capire assieme appunto a Alberto Borin cosa sono queste cure palliative, perché sono convinta che nessuno sa o pochissimi sanno cosa sono, a cosa servono e quando vengono impiegate queste cure palliative. E poi continueremo con Elena Bertorelli a capire il caro vita e cosa si può fare, perché avremo tutto bisogno fra poco di cure palliative, proprio che stiamo andando fuori di testa. Chissà che ci sia una cura palliativa anche per noi, perché con le bollette che arriveranno, che vi dirà Elena, vedrete cosa succederà. Allora Borin, cosa ci racconta, perché questa associazione cosa vuol dire? Allora, il tema è molto ampio e di contenuti importanti, però partirei proprio dal concetto. Cure palliative non sono solo quella parte di assistenza dove non c'è più, come dire, intervento di guarigione e basta, ma sono una presa in carico globale del malato e dei familiari nel momento in cui si affaccia purtroppo una malattia grave che spesso e volentieri non ha speranza di guarigione. Quindi le cure palliative sono un approccio globale rivolto, ripeto, non solo al malato, ma a tutte le persone che gli stanno intorno, perché quando c'è una malattia grave la situazione si estende in maniera purtroppo pesante a tutto il nucleo familiare o alle persone che sostengono questa situazione. Le cure palliative appunto sono una presa in carico globale dove intervengono sicuramente figure sanitarie, previsto un medico, un infermiere, lo psicologo, l'operatore sociosanitario, ma interviene proprio uno stile, un approccio di accompagnamento, di presenza, di informazione, perché uno dei problemi principali in questi casi è proprio che il cittadino utente spesso non sa quali sono le opportunità e i diritti di cui ha bisogno, ha diritto e a favore. Esiste una legge nazionale, la 38 del 2010, che sancisce questo tipo di intervento, ma il Veneto è partito prima. La legge regionale numero 7 del 2009 ha anticipato la legge nazionale, quindi il Veneto è arrivato prima sulle cure palliative con una legge proprio di eccellenza.
e questo permette alla nostra regione di avere comunque un'esperienza e anche delle opportunità veramente valide. Il problema è che purtroppo i bisogni legati alle cure palliative sono sempre più grandi, perché viviamo sempre di più, cose che abbiamo già detto molte volte, e l'allungamento della vita è sicuramente positivo, però nel contempo si allungano anche le situazioni di cronicità, di malattie che durano nel tempo e anche di malattie gravi. Il nostro sistema sanitario fa fatica a reggere il bisogno sempre più presente. Questo porta in realtà del privato sociale, come sono la mia e le altre organizzazioni che si dedicano a questo tipo di intervento, a dare una mano. Perché? Perché vediamo che c'è tanto bisogno. Quindi nascono spontaneamente delle organizzazioni che cercano proprio in questo campo di portare il loro intervento sia di volontariato, importante, ma anche di intervento professionale. La nostra associazione ha connotazioni professionali, vuol dire che noi inviamo a casa dei professionisti sanitari e delle persone esperte nell'accompagnamento. Noi abbiamo addirittura un assistente spirituale in cure palliative. Non è una figura religiosa, è spirituale, perché in quel momento c'è ovviamente un carico di tensione, di stress, di fatica emotivo drammatico, sia per chi è malato che per chi gli sta intorno, e le cure palliative prevedono che noi ci dobbiamo preoccupare anche di questi aspetti qui, perché è inutile che io mi fermi solo alla parte sanitaria fisica, che è fondamentale, mi devo anche preoccupare della tua fatica emotiva, personale, sia di chi è malato grave e di chi gli sta a fianco, il famoso caregiver che si consuma, si brucia tutti i giorni, tutti i momenti, perché stare a fianco di uno che sta male gravemente sappiamo che è difficile. Finisco dicendo che in tutto questo contesto ovviamente c'è anche un costo economico pesante che la famiglia si trova a sostenere. Pensiamo a tutte gli avanti e indietro, i viaggi, gli interventi, l'intervento di altre figure di assistenza, la badante o chi per essa, che dobbiamo pagare, e molte famiglie vanno veramente in crisi. Quindi le nostre associazioni cercano di aiutare anche da questo punto di vista, informandoli dove è possibile andare a chiedere quegli strumenti anche economici, e ce ne sono. Ecco, ricordo l'assegno di accompagnatoria, ecco, la legge 104 del 92 che permette di avere dei giorni di permesso, ma anche dei bonus che sono economici previsti anche dalla regione. Molte famiglie non sanno di avere questa opportunità e noi gli spieghiamo come fare l'iter da attivare. Ecco, sono tante le cose, quindi le cure palliative, per finire, sono questo approccio globale di intervento strutturato, mirato, dedicato, per fare in modo che anche se c'è una malattia così grave, stiamo parlando ovviamente di malattie oncologiche, ma sempre più anche neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson, SLA, sclerosi multipla, o anche comunque altre malattie che purtroppo portano alla non autonomia della persona malata, e quindi dove c'è veramente bisogno di un intervento forte, ecco, da questo punto di vista. Quello che preoccupa dalle sue parole sono questi costi che le famiglie devono sostenere e non sono in grado di sostenerle, perché, come abbiamo sentito e abbiamo visto, gli stipendi o le pensioni non permettono questo, e per fortuna che ci sono queste associazioni che danno un indirizzo, un input, anche un accompagnamento. Però io non devo essere fortunata ad avere quell'associazione, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, è quello che io continuo a dire tutte le mattine. Così vale per la scuola, così vale per tutto. Io devo avere quello che mi aspetta, e non funziona così. Io ho avuto una giovane donna che è venuta qui, Borin, la quale ha tentato 2 volte il suicidio, 42 anni, ha detto: nella carta ho 9 persone che mi seguono, 9. Nella carta. Nella realtà non ho nessuno, sono mesi e mesi che nessuno mi chiama, io provo a chiamare, tutti passano il cerino, non ho da mangiare, non ho niente. Se non ci fosse stata questa associazione, che è la mia, che non nomino perché non voglio, io non so che fine avrei fatto, nessuno sa che esisto. Allora toglieteci tutto, ci arrangeremo noi, ma non fate vedere quello che non è. È proprio così, Elena Bertorelli? Poi sentiamo anche Borini. Diciamo che
Per i diritti io dico sempre non basta avere il diritto, ma il diritto deve essere comunque vissuto, e c'è un grave problema, noi lo abbiamo visto, perché se così fosse noi non esisteremmo, non esisterebbero le associazioni consumatori, se effettivamente i diritti, tutti i diritti, venissero in automatico riconosciuti e fatti vivere le persone. Purtroppo la signora avrà intercettato una realtà che sulla carta, come spesso accade anche in altri ambiti, sulla carta promette determinate situazioni, determinati servizi, per esempio essere seguita, non dico H24, ma almeno 2 telefonate ogni 3 giorni, una visita alla settimana, una visita di un professionista alla settimana, attività di comunità per chi si trova, gruppi di autoaiuto per chi si trova in queste situazioni e che purtroppo chi tenta il suicidio una volta, 2 volte lo può. C'è qualcosa che non va nella sua psicologia, quindi probabilmente il gruppo di autoaiuto, e in realtà non c'è nulla, ma c'è solo nella carta. Perché Mirella? Per ottenere naturalmente il bonus, che può essere nazionale o regionale o quello che è, europeo, ma se lo intascano e non mettono in campo quello che invece sono i servizi per cui loro vengono pagati. Spesso vengono colti con le mani in pasta, spesso ci sono anche servizi da parte di telegiornali che fanno vedere come nella realtà istituti che sono stati pagati con soldi pubblici non vengono realizzati, o perlomeno sono scatole vuote, non vengono realizzate veramente i servizi per cui vengono pagati centinaia di migliaia di euro. Parentesi Elena, questa donna, oltre alla sfortuna di quello che ha detto, questo aiuto che doveva vedere, questo bonus di 600 euro che doveva ricevere per legge, l'INPS ha sbagliato e ne sono arrivati 60. Lei è andata a controllare, a vedere anche con l'amministratore di sostegno e continuano a passare il cerino, ma è l'INPS che ha sbagliato, al posto di 600 euro ne ha dato 60. Vai a recuperare se riesci, e intanto lei cosa fa? Chi va a vedere? Ma in Italia chi è che paga quando uno sbaglia? Dovrebbe essere sempre il cittadino che paga, e mai veramente il dipendente pubblico, il giudice, tutti quelli che veramente sanno di aver sbagliato, però sanno che possono anche passare il cerino. Purtroppo il cerino viene passato e a pagare, cioè io non è che abbia visto questi grandi pagamenti. Io so che invece la signora, come unico lato positivo della situazione, è che avrà gli arretrati da quando c'è stato l'errore dell'INPS. Io cerco, Mirella, sempre di vedere il bicchiere mezzo vuoto, perché altrimenti non farei... Allora, per fare questo Mirella ha dovuto prendere un avvocato. Sì. Allora, oltre all'amministratore di sostegno che all'avviso di questa signora non riusciva a sbrigare queste pratiche, Mirella ha messo un avvocato, e con l'avvocato speriamo, ma si può continuare così, Borin? Dopo veramente tutta questa fragilità ancora non basta per far capire che bisogna intervenire, che gli amministratori, la regione in primo deve intervenire, o sbaglio, Borin? No. Allora, casi di questo tipo ce ne sono tanti, ce ne saranno sempre. Ci sono anche delle cose che funzionano, ecco. Fortunatamente sì, ecco, perché ovviamente il caso che è eclatante, fa notizia ed è vero, e dovrebbe richiamare un po' tutti a seguire il modello che funziona. Quando le cose vanno bene di solito non ce ne accorgiamo, e fortunatamente ci sono delle cose che funzionano anche Qual è il problema? Che non è omogeneo, cioè tu trovi dei luoghi, dei territori dove le cose vanno meglio e altre meno. Purtroppo le persone fanno la differenza, lo sappiamo bene, insomma, ecco. Però dal nostro punto di vista quello che si può fare è stimolare i cittadini utenti a informarsi. Bisogna saperle le cose, perché se so posso scegliere, se non so subisco. Quindi la prima cosa da fare è informarsi, prepararsi anche a delle cose che possono avvenire, no? Noi facciamo degli incontri sul territorio per dire: guarda che se domani tu o i tuoi familiari vi trovaste in questa situazione mai di una malattia grave, è meglio che sappiate prima alcune cose da definire. Borin, accorcio, perché il tempo è tiranno. Certo. Non dovrebbero essere gli amministratori che fanno questi servizi sociali, ad esempio, che
riuniscono queste persone, perché delle volte io dico ma che convegni fanno, ma che tavoli fanno, che alla fine non riusciamo a capire, invece di fare dei tavoli dove veramente la popolazione può informarsi. Discutiamone di questo. Sì, però bisogna anche che la gente impari a muoversi. Attenzione, non posso sempre aspettare che mi organizzino l'evento. Ogni tanto è il caso che le persone si preparino prima. Ok, mi cercherò l'occasione se c'è, se no esiste la spontanea aggregazione, bisogna trovare figure che sappiano le cose e si può pensare di partecipare, di organizzarle. Noi abbiamo perso un po' quello spirito di sana partecipazione, impegno diffuso che avevamo qualche decennio fa, in cui la gente si muoveva, si dava da fare. Ai convegni, agli incontri vengono 50 persone, allora, e non è che non ci sia pubblicità, vuol dire che molti delegano il problema perché è faticoso, ci mancherebbe altro, però devi investire anche tu sulla tua vita, quindi devi trovare le opportunità, le occasioni. Le associazioni di categoria fanno degli incontri, ne fanno tanti, è vero, le amministrazioni pubbliche magari ne fanno meno, però quelle volte che le fanno meglio andare, faccio per dire. Sì, però Borin, bisogna che parliamo di questo, perché questa trasmissione serve, si chiama proprio Sveglia Veneti. Allora lei dice devo partecipare, perfetto, io voglio partecipare, chi viene a prendermi? Ci siamo noi, ci siamo le organizzazioni, se non basta il servizio pubblico, ci sono 1000 associazioni, nel Veneto ne abbiamo veramente, siamo in tantissimi. Anche qui noi cerchiamo di farci conoscere, non sempre poi ci trovano facilmente, però esistiamo, noi facciamo anche il servizio trasporto speciali, siamo riusciti a portare a casa un pulmino, partecipano a dei bandi, ecco, perché costa un sacco di soldi, e con questo portiamo le persone avanti e indietro tutti i santi giorni, noi e tante altre realtà. Guardi, le posso assicurare che ho persone da Padova che chiamano che non sanno che ci siete. Lo so. Allora capisce che c'è qualcosa nella catena Borin che non funziona, nel senso, noi siamo tantissime associazioni, ma siamo tutte divise, tutte facciamo tutto, alla fine troviamo l'anziano morto in casa, l'anziano che non può muoversi, perché? Perché non siamo unite. Noi abbiamo creato qui a Treviso, a Silea in particolare, il villaggio delle associazioni, che partirà dal 10 al 13 luglio, perché? Proprio per far rete, per far capire tra di noi, conoscerci intanto, chi fa cosa, come possiamo aiutarci, come possiamo arrivare ai giovani che ci mancano. Non abbiamo giovani nel mondo del volontariato, è un problema, purtroppo. Ma siamo noi che dobbiamo creare questo, oppure ci sono degli organi che dovrebbero fare questo e non lo fanno, e che sono anche istituzionalmente, siedono al banco, al tavolo di queste riunioni, perché queste associazioni che hanno formato il villaggio delle associazioni sono quelle, Borin, che non si sentono rappresentate e dicono ma noi non ci chiama mai nessuno per partecipare a certi tavoli, per metterci e non sarà strano, Borin, ma è la verità. Esistono degli organismi che si chiamano Centro Servizi del Volontariato, sono diffusissimi, sono in tutte le province, raggruppano veramente centinaia e migliaia, è il porto naturale dove andare come associazione per avere un nodo di riferimento. Tra l'altro questi centri di servizio di volontariato hanno agganci con le amministrazioni pubbliche, quindi per dire esiste almeno questa realtà a cui andarsi a presentare. Nei siti dei comuni c'è l'albo delle associazioni riconosciute da quel comune. Il cittadino almeno che provi lì. Le aziende sanitarie hanno anche loro un contenitore dove indicano le associazioni riconosciute come collaboratrici. È uno sforzo minimo, non basta mai, ma si può fare. Ecco, però lei capisce, Borin, che ho avuto il presidente degli ordini dei medici di medicina generale qui, ha detto noi medici non abbiamo l'elenco delle associazioni che possono, così l'ha detto qua, ma perché se io avessi un elenco dove questo paziente mi arriva e in base alla patologia e ai bisogni che ha, quando viene dimesso anche dall'ospedale, che non ha nessuno, che non ha familiari, io avessi il nome, io sono andato a un incontro, l'ha detto qui, dove c'erano 3 associazioni di volontariato che partecipavano, tutte e 3
Dicevano, ma noi il venerdì chiudiamoci. E lui ha detto, ma allora io cosa sono venuta a fare qui? Voi non fate per me, io ho bisogno di associazioni che siano presenti anche il sabato e la Allora dobbiamo capisci che bisogna lavorarci su questo? favorire degli incontri tra queste rappresentanze, perché se ancora non si conoscono, però anche questo il rappresentante, ripeto, basta che guardi nel sito della sua azienda sanitaria, che guardi nel sito del comune, poi è ovvio che troverà delle associazioni molto più strutturate e altre meno, anche lì c'è un panorama, lo sappiamo, il più variegato, non tutte sono sugli stessi ambiti, però vi assicuro che da parte delle reti c'è uno sforzo. Noi passiamo spesso a bussare a tutti gli ambulatori dei medici lasciando giù il volantino, non sempre il medico ci ascolta, certo. Ecco. Quindi con questo nessuna critica, ma uno sforzo condiviso, bravissimo. Viviamo in un mondo in cui l'informazione è tanto ampia, insomma, telefonino, computer. Sì, ma lei Google. capisce che noi abbiamo associazioni con pulmini che chiudono il venerdì perché non sanno a chi prendere, perché nessuno dà i nomi e cognomi. Capisci sì, perché certo. stiamo facendo questo sforzo Benissimo. di metterci questo con questo quello che facciamo noi a Padova abbiamo una rete come la vostra, si chiama Rete Utenti per Caso, siamo 80 e passa associazioni, tutte collegate, sparse nel territorio. Quando un'associazione trova un bisogno in un certo luogo, lo segnala e dice c'è questo problema, chi può andare, e a secondo di chi si trova lì e di che cosa si occupa interviene. Vede che abbiamo dovuto creare qualcos'altro. Sì, ma fa parte... L'ha detto lei adesso. Sì. Allora andiamo da Elena Bertorelli perché voglio sentire queste bollette di luglio che arriveranno, che fanno parte di quello che ha detto anche Borin, perché tanti dovranno curarsi, però pagare anche queste bollette. Le Cosa utenze, farò? Prego, Elena. Le utenze ci giungono sempre ogni mese, quindi fanno parte di quello che noi cittadini dobbiamo naturalmente adempiere. Allora dal 1° luglio non spaventatevi, perché vi arriveranno delle bollette diverse, avranno un format diverso, perché l'autorità, l'ARERA, cioè l'autorità che controlla tutti i fornitori di luce e gas, ha imposto loro, finalmente metto io tra parentesi, di renderle più facili, perché se ci pensiamo sono molto complesse queste bollette, noi vediamo molto spesso, facciamo molti incontri e ci vuole quasi una laurea in alcuni casi per leggere una bolletta. Ecco, dopo numerose sollecitazioni da parte delle associazioni consumatori e anche Casa del Consumatore, ARERA ha obbligato tutti i fornitori, quindi a prescindere dal fornitore che voi avete in casa, a effettuare la cosiddetta bolletta 2.0, perché hanno questi bei nomi sempre. Si chiamerà bolletta facile perché sarà divisa in due. Ah, ferma, quando sento facile vuol dire che è già complicata. Si chiama così, bolletta facile, dal 1° luglio, quindi a luglio allora devo dire che alcuni fornitori si sono già adeguati e stanno già arrivando in questo modo, tanto che da noi sono venuti pensando le persone pensando di aver cambiato il gestore, perché hanno visto la diversa formattazione grafica e hanno detto no, come mai mi hanno cambiato si sono adeguati prima e quindi generando anche confusione, ma non importa. Dal 1° luglio tutti i fornitori saranno tenuti a una stessa veste grafica divisa in due, cioè voi avrete una bolletta divisa in due parti sostanzialmente, teoricamente, poi io la voglio vedere e naturalmente magari quando ci rivedremo Mirella la porterò qua e vedremo quanto facile sarà. Comunque divisa in due, nella prima parte le cose più importanti: quanto paghiamo, per cosa paghiamo, cioè la materia prima, ma anche le altre componenti della bolletta, perché mi preme sottolineare che noi stiamo pagando ancora gli oneri di sistema e tutti mi chiedono sempre: ma Elena, cosa sono gli oneri di sistema? Ecco, è un onere indiretto che nulla ha a che vedere con, come il canone RAI è uguale, che nulla ha a che vedere con la spesa energetica, che va a sostanzialmente pagare delle spese di sistema esterne, aiutiamo a smantellare le centrali nucleari, aiutiamo il sistema ferroviario, ma perché noi dobbiamo con le nostre bollette della luce pagare anche questo ulteriore balzello
Tra le nostre richieste, oltre naturalmente il cambio grafico, che ben venga, naturalmente siamo tutte molto soddisfatte e attendiamo a vedere. Molto curiosi. Molto curiosi, sempre molto curiosi, perché vogliamo capire poi, perché naturalmente quello che viene detto è tutto molto bello, poi vogliamo vedere come si trasla nella concretezza del reale e lo vedremo dopo il 1° luglio. E i oneri di sistema ci saranno ancora purtroppo. Stiamo facendo un po' di massa critica a tutte le associazioni insieme per evitare che i cittadini debbano pagare anche questo balzello, perché non reputiamo che la bolletta elettrica che arriva nelle case di tutti i cittadini vada a sostenere il sistema ferroviario italiano. Non lo troviamo congruo, diciamo così. Quindi vi arriverà solo cambiata, non spaventatevi, siete sempre con lo stesso fornitore. E la cifra? La cifra della prima parte. Sì, ma quanto sarà? Sarà aumentata? Purtroppo, alta, non spaventiamoci, no? Alta nel senso che purtroppo sono previsti dei leggeri aumenti, non sono gli aumenti che abbiamo visto questo inverno, nonostante l'inflazione stia calando, è questo che forse le alte sfere, quelli più bravi, dovrebbero valutare. Nonostante l'impatto dell'inflazione stia scendendo, purtroppo il caro vita in generale, quindi sia dei generi alimentari, il carrello e anche le bollette aumentano. Più chiaro di così, cosa ne pensa Borin, ecco, di questi costi che poco ma aumenteranno, la difficoltà che hanno queste persone anche in grave difficoltà fisica? Ecco, com'è la situazione secondo lei? Come si potrebbe anche aiutarle, cercare di venire incontro? Perché qualcosa bisognerà pur fare, dovremmo inventarcelo noi, Borin, del mondo del volontariato. Di sicuro pochi daranno delle risposte come riesce a fare il mondo del volontariato e dell'associazionismo. Sì, sono problematiche grandi, anche che risentono di tanti elementi, ecco, non è facile, ecco, andare a incidere su alcune cose così macro dimensionate. Esatto. Nello specifico sicuramente bisogna anche lì cercare di stimolare anche uno spirito di solidarietà, perché parliamoci chiaro, purtroppo vediamo anche un isolamento tra le persone, le famiglie, ne avrete già parlato tante altre volte, e c'è qualcuno che potrebbe dare una mano più facilmente ad altri che sono in difficoltà. Invece le nostre famiglie sono molto isolate, quindi tu arrivi lì, trovi un problema e vedi che non riescono ad avere un aiuto anche da chi gli sta vicino, che magari potrebbero fare anche delle cose molto semplici, non è che uno debba diventare chissà che, ecco. Quindi magari tentare anche qua di stimolare uno spirito più aperto, più solidaristico, stimolare anche una presa di coscienza sul fatto che è inutile sprecare i soldi su cose che non servono, meglio concentrarli su cose più importanti, e molte persone buttano via i soldi su cose inutili mentre potrebbero investirli anche in prospettiva della propria salute o del proprio futuro su appunto opportunità migliori, ecco. Io adesso vi dico, noi entriamo nelle case, quindi ne vediamo anche lì di tutti i colori, troviamo per esempio gente che purtroppo butta via i soldi col famoso gioco d'azzardo. Ok, tutti i santi giorni queste persone si comprano queste tessere o fanno l'online. Ecco, forse non lo sappiamo, ma abbiamo migliaia di ludopatici, si chiamano nella nostra, anche nella nostra regione. Abbiamo avuto anche ospiti, referenti proprio importanti. Ecco, tu vedi gente che veramente butta via migliaia e migliaia di euro tutti i santi giorni, dici ma quando domani avrai un problema e non avrai i soldi, cosa farai? Ecco, quindi anche su questo si può cercare di aiutare le persone a come dire, fare delle scelte migliori per se stessi e per chi gli sta intorno. Non è che sia il sistema, Borin, che si è proprio inclinato in maniera che fai fatica a riprenderlo in mano, perché i messaggi che arrivano sono quelli. Tu esci da casa e trovi tutte queste, perché hanno chiuso i casinò, ma ne hanno aperto migliaia di piccolissimi, e tu non hai niente, cosa fai? Almeno quella piccola speranza, perché ti prendono, perché là il nemico dietro l'angolo quando esci. Però Mirella, se uno leggesse, si informasse e sapesse che una slot
machine, quelle lì dove metti la monetina, c'è la probabilità di vincere ogni 67.500 tentativi. Dico queste cose perché faccio parte anche di un'associazione che si occupa di questo, per aiutare purtroppo a uscire da questo gioco d'azzardo. Forse uno dovrebbe pensarci prima di buttare dentro soldi all'infinito. Ecco. Poi è anche un'educazione, anche un aspetto culturale, torniamo anche a dire ai valori della nostra società. Le persone devono anche pensare veramente a ciò che ha un senso per se stessi, ecco. Ma non è che dovremmo entrare più anche in una scuola, cambiare anche questa scuola, sì didattica, ma lo dicono gli stessi giovani, intrigarli di più anche con queste problematiche, perché poi alla fine anche loro può essere che avranno bisogno di questo, informarli. Certo. Lei dice queste slot, ma noi pensiamo anche al fumo. Ieri avevo un medico che ha detto il fumo fa malissimo, è scritto anche nel pacchetto di sigarette. Adesso vediamo un aumento di ragazze femmine che fumano rispetto ai maschi. Allora cala il maschio ma aumenta la donna. Capisci che non ci siamo mai, perché c'è qualcosa io non riesco a capire culturalmente che non ci siamo stiamo certo proprio vivendo un periodo storico tra i migliori, ecco, parliamoci chiaro, siamo in un momento difficile, però i problemi sono molto aperti, c'è un problema di società e c'è un problema anche individuale, di responsabilità personale, perché poi ognuno di noi è anche responsabile della propria salute, di chi gli sta intorno, quindi puoi sempre dire non mi hanno aiutato, ma tu che cosa hai fatto? Uno dovrebbe anche partire da se stesso, c'è anche un'educazione a come vivo, come mi comporto, come mangio, cosa bevo, cioè dove vado, chi frequento, non so se mi spiego. Quindi quello che possiamo fare è informare, stimolare, coinvolgere, provare a fare in modo che le persone spendano più del loro tempo a leggere, ascoltare, studiare un pochino, ecco, perché bisogna far fatica per star meglio nella vita, non è tutto così, ecco. Allora se uno spende un po' del tempo ad educarsi, a informarsi, a confrontarsi, anche sentendo pareri diversi, ma almeno ha un bagaglio di conoscenze migliori, ecco. Quindi invece di guardare programmi inutili, magari ascolto un programma di informazione e cerco di segnarmi le cose, ecco, quindi... Maria Pia da Venezia, poi continuiamo veloce. Maria Pia. Io non capisco perché mi hanno dato l'avvocato di sostegno, ma questo qua sta incasinandomi tutto. Le bollette non vengono più pagate in banca, arrivano a casa, mi hanno dato un tot, aspetti che ho l'altro telefono. No, lei è un'associazione. Perciò un casino. Maria Pia, se poi mi lasci ti lascio il numero di Elena Bertorelli, ti metti in comunicazione, perché con questa storia di avvocati di sostegno non ne vengo più fuori, perché tutti si lamentano, quasi tutti, c'è qualcosa che dobbiamo capire, anche là l'informazione e la trasparenza dovrebbe essere corretta, anche se poi lui risponde al giudice, perché l'avvocato di sostegno risponde al giudice tutelare, perciò bisogna anche capire ecco, dove sta la verità, dove sta lo sbaglio. E l'informazione come arriva, perché bisogna capire anche i doveri che ha l'amministratore di sostegno e quelli che non ha. Perciò Maria Pia, se vuoi ti metto in contatto, perché se si può aiutare anche perché per queste persone che sono in forte difficoltà, come avete sentito. Allora, ormai siamo quasi in chiusura, manca poco. Elena Bertorelli, come ultimo messaggio cosa vuoi dare, cosa vuoi dire che non hai detto? Allora, innanzitutto voglio ripetere, perché siamo veramente sotto attacco, di non fidarsi di nessuno a livello telefonico. Non fidiamoci né a livello telefonico di chiunque ci chiama per... Adesso per esempio sta andando molto nel nostro territorio anche la cosiddetta truffa delle cose antiche. Parentesi, non rispondete ai messaggi che non conoscete mai. Mai rispondere ai messaggi o alle mail, perché anche le mail adesso è anche lì una via per ottenere soldi, per truffarvi, quindi non fidarsi di chi telefona e non conoscete, non rispondere agli SMS, non cliccare sui link mai. Se avete dubbi per quanto riguarda, non so, la vostra posizione bancaria, chiamate in banca con il numero
vostro che chiamate sempre, chiamate il vostro referente, non quello che appare sul messaggio, ma il numero vostro della banca. Non quello che appare sul messaggio, quindi mi raccomando, grande attenzione, perché anche le forze dell'ordine stanno mobilitandosi molto per il problema delle truffe, quindi grande attenzione, perché durante l'estate è il momento in cui maggiormente i truffatori, i delinquenti operano, quindi restiamo molto con gli occhi aperti, soprattutto se abbiamo i familiari in vacanza, arriva un SMS o una telefonata che qualcuno si è fatto male, non diamo retta a queste persone, chiamiamo invece i nostri familiari e andiamo addirittura in un altro telefono, perché abbiamo visto, Mirella, che questi delinquenti occupano tutte le linee della famiglia, che è bersaglio della truffa, quindi magari può chiamare con un altro telefono, il telefono è occupato. Però arriva un numero dove tu chiami e ti rispondono. Sì. Allora, questi numeri si possono intercettare? Voi riuscite a intercettare? No. Che numeri sono? Allora, noi non riusciamo a intercettarli, però grazie alla mobilitazione che le associazioni consumatori spesso fanno in silenzio, perché c'è molto lavoro dietro a quello che si sta dicendo, a maggio c'è stato un tavolo, questo sì molto importante, tra l'Agicom, cioè l'autority che vigila su questi call center esteri, perché gran parte di questi truffatori utilizzano delle realtà estere. C'è stato questo tavolo molto importante a cui hanno partecipato l'Agicom naturalmente, tutti i fornitori telefonici, le associazioni di categoria e anche la cyber security, e hanno realizzato una sorta di barriera, cioè impediranno proprio obbligatoriamente le chiamate che arrivano dall'estero, troveranno una barriera dei nostri operatori telefonici tutti, quindi TIM, Coop Voce, Wind, Vodafone, non importa, tutti sono obbligati, non faranno passare la telefonata se l'identificativo del telefono crea dubbi nell'operatore. L'operatore può sapere, perché spesso chiamano con un identificativo appropriandosi di un numero italiano, ma l'operatore nostro lo vede e saranno bloccati subito la rete fissa e in secondo momento anche la rete mobile. Allora Borin, un saluto veloce, quale messaggio vuole lasciarci? Il messaggio è quello di credere appunto che c'è qualcuno che si preoccupa della nostra salute, del nostro benessere, che queste associazioni che io rappresento... Vediamo Valentina Pennello, la facciamo anche vedere. Noi facciamo parte di una rete provinciale, regionale, nazionale, esistono queste associazioni, ci trovano in internet, ci trovano anche presso questi centri del volontariato, ci trovano nei comuni, nelle ULS, sono persone, cittadini che si impegnano per fare del bene per gli altri. Grazie ai miei ospiti, grazie a Elena Bertorelli, grazie veramente anche a Alberto Borin, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salve a tutti voi. Dopo il piccolo successo che hanno avuto i tagliolini al tartufo nei giorni passati, ci è stato richiesto di preparare un altro piattino sempre con il tartufo. Perciò abbiamo cercato di ricreare la stessa scena e oggi vi proponiamo un risottino con porcini e tartufo bianco. Assieme a questi due prodotti aggiungiamo anche del latteria, un formaggio da mettere all'ultimo istante che si scioglierà in parte, però lascerà il sapore buono di questo formaggio fresco nella vostra bocca. Per preparare questo risottino iniziamo con il tagliare a dadini il nostro formaggio. Un piccolo trucco che possiamo usare per avere meno difficoltà è quello di prendere un po' di parmigiano, sporcare la superficie del formaggio dove stiamo lavorando, ed il parmigiano, andando praticamente ad attaccarsi al formaggio, ci permetterà di tagliarlo a dadini senza che questo si attacchi. Come potete vedere, voi tagliate e il tutto resta perfettamente staccato. Allora, questo ce lo siamo preparati, lo lasciamo in un angolo.
Poi prendiamo un po' di cipolla, la affettiamo sottilmente ed andiamo a rosolarla assieme a un fiocchetto di burro nella nostra padellina e poi inizieremo a cuocere il riso. La cipolla è tostata, aggiungiamo il nostro riso, gli facciamo assorbire l'olio che ha buttato fuori la cipolla e bagniamo il tutto con un goccetto di vino bianco. Aggiungiamo i nostri funghi porcini vedete che bella cremosità che si ottiene. Dopodiché portiamo avanti cottura con il nostro brodo, poco brodo alla volta, senza far perdere il bollore al riso e senza farlo bollire nemmeno troppo. Deve essere un pipare, si dice in dialetto veneto, praticamente un sobbollire leggero leggero, in modo che il riso abbia tutto il tempo di buttare fuori il suo amido e di legare ben bene il risotto. Siamo quasi pronti, è passato il tempo necessario affinché il riso sia bello al dente, quindi sono i classici canonici 14 minuti, 13-14 minuti, anche perché ricordatevi che il riso prima di essere servito nel piatto, dopo essere stato mantecato, se viene lasciato riposare un minutino, migliora. Allora, qua abbiamo un bel risottino al dente che andremo a terminare con una bella spruzzata di parmigiano, 2 dadini di burro, ci aggiungiamo anche già da ora una spruzzatina di prezzemolo, ma non molto. Mantechiamo il tutto e quando abbiamo mantecato che il burro si è sciolto e abbiamo atteso per un minutino che quindi abbia perso il suo bollore, ci uniamo l'asiago. Perché in questo istante? Perché il riso vorrei che non fosse più bollente, ma bensì molto caldo, per cui l'asiago inizierà a sciogliersi, o il latteria, perché indifferentemente potete usare sia il formaggio asiago, sempre fresco, sia un latteria comune. Vorrei che si sciogliesse sì un po', ma quando poi lo gusterete dovrete sentire anche i bocconcini di formaggio, vedete, ancora leggermente, come si può dire, leggermente saporiti e densi in bocca. Versiamo il riso nel nostro piattino e andiamo a chiudere questo risotto gustosissimo con una bella spruzzatina di tartufo che emanerà sopra questo riso caldo tutto il suo aroma. Se gradite potete decorare con 2 scaglie di parmigiano, ma io direi di no, io direi che l'aroma che sprigiona il tartufo è già più che sufficiente. Al massimo, se proprio vi fa piacere, potete metterci un filo d'olio, leggero, che aiuterà il tartufo a lasciarvi un aroma maggiore in bocca. Buon appetito a voi, e se non trovate il tartufo fresco potete trovare nei negozi specializzati anche del buon olio di tartufo, magari con dei pezzettini di tartufo dentro. Vi auguro un buon appetito.